Vedo di Giancarlo, sì, ci va più tardi quando uno è stirato a Don Vincenzo. Appena Donna Malia, Sinino, a Giabbanna, Don Vincenzo, mi tagliavo e mi disse: Donna Concetta, sentitemi voi, cacci su uno 100 lire per voi, se mi reciti quei che viene in casa mia quando non ci sogno. Don Vincenzo, ma che state dicendo? Ma come ne nudo? Capito. Che c'è di potrebbe mia? E dove tagliava il re? E mi disse: voi mi dicete che in casa mia me ne non trovo? Caccio su 200 lire per voi. Ma se io mi addubbio di qualche cosa, scendono mezzo pure voi. Ma non capite perché situazione mi trovo? Ma io che a fare? E invece disse: vabbè, come scaldate? Se succede qualche cosa, qualche cosa, non dovete che ve lo faccio sapere. Ma sono quello a fare, non lo so. Che confusione, che condizione, madre mia. Come faccio a dirci che appena io si mette bene fuori al palazzo? Mica si risente, non lo sapete quanto è terribile Don Vincenzo? Pare non lo sacci. E avessi pure tutte le ragioni del mondo. Ma dico io, ma sta femmina, ingrata. Ma se ti levava in mezzo alla strada, ti ha trattato come una signora, ti fa regare da mattina fino a sera e tu non ripari questa maniera. Ma dico io. Però sapete come si dice, Donna Concetta? Tanto va a portare all'acqua, o si ruppe, o si sciacca. Lo so. Tanto non piegare il silenzio. Avanti, va. Facetemi spiegare che sono scaldata. Immagino, perché Don Vincenzo lo sapeva quello. Comunque, dato che siamo un argomento, sentite, avete a fare una cosa. Avete a parlare con il Recuccio. E ci avete a dire che evita se ne accetti in broglie. Ma perché chi c'entra il Recuccio in azione scusa? C'entra. Diceva poi che i bigliettini alla madre di Donna Maria. Ma che state dicendo? Oh, che sta dicendo? E mi stai dando un nuovo dopo Gesù. Sì, mi disse. Fossi buono che il Recuccio, certi inganni che non se ne pigliasse. Perché io sto di guardia. Ma io lo so che fare. Lo posso cercare fuori in casa. Come ci faccio capire? E poi è malato sto figlio. A me mi fa una pena che voi altri non potete manco immaginare. E infatti sempre mi c'aggio con mio marito. E chi certe volte lo marciatta. Lo saccio io, so che è passato per crescere sto figlio, lo saccio io. Non lo sapete, Donna Concetta, che gli altri non lo pigliamo da via decante su ma è solo morse di meningite. Un padre non si è saputo mai con fosse, che andiamo a fare? La stavo pensando, però parlai con mio marito, ci disse: che dici Giovanni, non lo pigliamo per niente? E orfanetto, e poi ho tanto Belluzzo, vero che Belluzzo? E così mio marito si commuoveva, ne lo pigliamo e l'abbiamo cresciuto come un figlio, ma va a credere come un figlio l'abbiamo cresciuto. Bravo. Però sapete, ultimamente mi pare che suo marito tanto assai non si commuove più. Non saccio. Perché Recuccio, prendendo tutto il bisogno che c'è in questa casa, se deve seguire il cambiare. E poi io non vuole fare niente. Non lo so, ne avessi pure tutte ragioni, dai. Sì. Però, che avesse a fare? È un biccerino malato. È malato, voi lo sapete che è malato. Ci cade molte cose in mano. Non si è insegnato mai a leggere e a scrivere. Che avesse a fare? Non deve preoccupare, povero figlio. Però è un peccato, sai, perché avessi potuto dare una mano a portare avanti questa pratica. Lo saggio.
Neanche infatti non ci rinesciamo più a dire avanti. Non ci rinesciamo più, ne pigniamo tutte cose. E un cappotto per impegnare, ma poi me lo posso dire. Ora, Annella e Riguccio non è marito, ti dici che è inutile che viene a mangiare. Perché tanto non abbiamo niente da mangiare, non c'è niente, manco lo fuoco c'è. L'avvocato, lo sai che lui c'è dovuto mio marito ci fa qualche servizio? Non è venuto a portare dentro soldi che avanzavano. E io non l'avevo dovuta cantare manco un pezzo di pane. Donna Concetta! Venite un attimo a Castabanna. Comandate, arrivo. Buongiorno, signora Maria. Buongiorno, Don Vincenzo. Buongiorno. Eccomi, Don Vincenzo, come da comandare? Sì, vedete se potete cangiare sto biglietto di 5.000 lire. Che sorprese! Non solo, sì, va bene. Aspettate! Ma vi a chiamare subito una carrozza, Aio Brescia. Va bene. Aspettate! Dopo che cangiate i soldi, Sì. ci date 1.000 lire a signora Maria e vi faccio tirare la valigia che è già pronta. Va bene. Aspettate! La valigia ve la pigliate e ve la portate in casetta in portineria, che quando poi io passo me la piglio. Che fossi fatto? Aspettate! Che guardate? Ma corrite! Ma siete che Don Vincenzo, ma arresta su proprio le scale, che cosa siete? Permesso? Accomodate, Don Vincenzo, accomodate. Ma come state partendo? Sì, signora Maria, devo andare a Palermo. A Palermo. Sì, ieri a Palermo fino a Faruccio. Aio a partire, Sì. voglio vedere se mi sbaglio. Aio a partire, ma Enricuccio non c'è. No, lo mandate mio marito. Ma al momento avesse essere riccato, Don Vincenzo. Ma perché voi ci avete a parlare? Ah sì? Don Vincenzo, io vi voglio dire, Enricuccio è un poco scemo, però non è tito. Enricuccio è scemo quando ci ha fatto io, quando ci conviene, però a stare attento se qualcuno ci può fare tornare i sentimenti. Donna Maria, Sì, devo partire. usaccio. Sì, ma non sapete perché parto? No, chi sono usaccio? Perché qua ce l'hanno tutte con me, ce l'hanno. Ma che state dicendo? Pressione voce! Ce l'hanno con me, ce Ma l'hanno. quando mai? Eccomi. Tutto fatto. E allora, la carrozza è da sutta. Chi si scusa? E poi sganciare e chi si sceglie volto a Donna Maria. Io. Non mi scordate la valigia, mi raccomando. Vai subito, vedo la verità. Donna Maria, Sì, devo partire, sì. ne vedremo quando torno di Palermo. Ah, va bene. I miei rispetti, Buongiorno e Le buon au- viaggio. le auguro una buona salute a lei, a suo marito e principalmente a Enricuccio. Grazie. Buon viaggio e felice ritorno. Buon viaggio, Don Vincenzo. Buon viaggio. Vado avanti e vento del re. E saponi morbi sul sepelio. Guarda che chi su torna al re, che io mi stanco di questo. Donna Maria. Ehi! Oh, ma c'è mia, ma che avete stamattina? Allora c'è cavolo! Inizia a dire una parola. Ma mi dicesse una cosa, chi ce ne parla questa partenza? Non caputo niente lei? Ho capito, che mi pare che sono scimunita io, ho capito, perché troppo pochi carinci dissi, devo partire! Uno che parte veramente, lo dice una volta sola e se ne va lesto. Ancora noi? Sì.
in effetti si capiva. Sì, ma io lo volevo vedere che avevo fatto. Ma c'è Stavo da c'era lì. Ci sei, picca al massimo a mezz'ora che devi passare alla madre di Donna Amalia. Stavo da ficcata e fatta. Le Dai, non ti vedi niente, è tutto scuro. Ma tutto scuro che sono uscito? Lina, chissà colpa tua, tu ci mettere i lampadini in palazzo. io i lampadini da palazzo ci li metto, se tu mi strassi. Non è vero che è io che ce le strassano qui. È vero, mi devo fare. Oh, la verità. Io dico, avete vero con di pazienza per un suo figlio, perché è malato, non lo Io sapete. sono malato. Tu ti sei bruciato, Mauro. Però io ho a che fare e ora è gioco. Buonasera, se potesse valigia arrivederci. Ma che sente figlio? Ma mi assetta vieni. Mi metto gli stanno alle spalle. Così stai per cavolo. Ah, così, così, amante. Ah, così. Com'è? Ci stai in tua pace, amante? Ci dici che non c'erano di mangiare e non sapevi che con me, bam! E mi ha pensato la grande volata! Ma e che dove ti state Non molto? che ne saccio io! Ma tu che ci riciste a trovare? Ci riciste come te restiamo? Io no, preciso! Tutti hanno un menu in casa, ogni sono soldi e non c'è niente da mangiare! Bam! E ha pensato la grande volata! Ma dimmi una cosa, ma tu ci riciste che c'erano gente davanti? Sì! Mi vai a chilo così! Ora capisci perché davanti si arrabbiava e tenente sta temporata. Picchi ci facete fare una fiamma alla figura. Vedi qua, aspettati. Aspettati prima da parlare. E finisci la vostra giornata. Senta mia. Vedi che la finire di portare lì c'è ambasciata l'amante di Donna Amalia. Perché neanche lo potremmo compromettere, sai? Ma quale legge qua l'ambasciata? Perché lo volessi negare? Vedi che Don Vincenzo si è nato. Si è nato Don Vincenzo. E chi è capace che viene e ti rompe le armi in quattro pezzi. Lo capiste? Cioè, io non so come te la fare capire. 1000 volte ce l'hai detto, 1000 volte. Nata, ho dovuto mi rompio! Disgraziato, l'avevo dovuto mi rompio! Ma io stavo dall'interuncio! Avevo di denuncio! Di parola un ragioniere Magaluso! Allora un ragioniere Magaluso! Ma chi sta ora? Ma che è successo? Che faceste? Ma ci rompiste almeno per il ragioniere! E perché? Perché io faccio un po' ridere quando si innalza! Ma che correte? Sono cifrote che c'è su questo libro. Un capitolo di denuncia, ma come te la dire che mi denuncia? Appena venuto a fare ce lo dico. Ce lo dico a capare. E a me chi mi interessa? Chiaro che ti interessa! Ti faccio fare una faccia di boffera così! Sì, voglio proprio a dire. Io non è mio padre e quindi non mi può pigliare a timpoluna. Poi io sono malato. No, non farà così, non farà così, non farà così, che fai piangere la bambina, vedi qua, non farà così. Enricuccio, è vero, chi non è tuo padre, però ti vuole bene come un figlio. Io per esempio che sogno tua madre, però ti voglio bene come una mamma. Tu sì, io invece no, mi uccia sempre. Ma certo madre, ma se tu ne come ne mai una giusta. Però sai so come di stasera? Che è dispiaciuto, perché tu quando arriva io lo chiami Don Giovannino e a me invece mi chiami mamma. E certo, perché tu mi vuoi bene veramente, io invece no. Ma non è vero. Mi uccia sempre. Dai,
sta venendo, ecco, siedi calma, che appena già sveglia il piano, papà, capisci, chiamalo papà, capisci, papà, Papà, ma si che c'è da dare? Giovanni. Giovanni, lo vedisti che ti mannaia il ricuccio per dire che non c'era bisogno, va, di venire, non c'è niente da mangiare? Vedi che anche con una piccolare manca forza di stare lì. E poi questa faccia di scimolito che ti ritrova fosse solo tempo perso. No, non ti preoccupare che ti difendo io la mangia. Non ti difendo io, perché? Che? A te le cariche si parla da comoda, è logico. A travagliare non ci vale. Scherziamo, Giorgio. Un tetto lo trovi, un letto ce l'hai, un mangiare lo trovi. Un mangiare? Raramente, ma un trovi. Veramente. Perciò c'è un fratello. Chi sono in denunzia? O vuoi capire che in denunzia? O saccio. Sì, degenerato. O saccio. Disgraziato non si lascia. Degenerato la cosa, sì. Degenerato ragazzi. Non ti preoccupare. Io non lo domani. Sì, degenerato ragazzi. Comunque, perciò io era piazza. Stavo combattendo diceva che allora tu facevi questa fare così, dopo lì, tutta la piazza china cristiana, così, tutta la rispondeggio, il Giovannino, si sa che vuole, questa mamma dice inutile che è bella in casa, di cui ci sono i soldi e manco cosa da mangiare, ma io mi feci vedere la viola, mi fece scippare le gambe alle facce. Disgraziato. Allora, basta, Giovanni. Non lo feci apposta, però. Non me lo feci apposta, tu la devi vendere sempre, giusto? No, io non vi ci apposta, sono malato. Tu sei malato? Tu sei apposta. È malato. Ma non ti pigliare i corni, un papà. Ma tu ti capisci? Cosa fai per essere unito? Hai stai servito me? Ma tu a dire che cosa? Un disgraziato, no. Basta. Non devi dire cosa. Basta. A fare quello che fa prima. Lo capivo, non ti scandalo. Vabbè, non c'è niente da mangiare. Non c'è niente, Giovanni. Però io per quanto riguarda me famo un aio. Ma quello non lo fanno, E stavo vedendo questa qui. Stavo vedendo l'abitudine di non mangiare, come faceva un zuzzolo con scecco dentro. L'abitò a non mangiare. E quando non c'è cosa vi abituato non lo trovavo ben tutti. Era così che la trovo, per tutti si basta male. Giovanni, non ti scandare, sei più tardi bene l'avvocato. Figlia ne facevo domani maccherone alle stelleste, questione non avevamo non ne vediamo. Comunque io ti posso dire una cosa, meno male che c'è Giovanni, che pensa per tutte le altre. Sì? Sì, Daria, era sempre c'è. Un uomo, sì. Non ti scio sto! Io non dicevo un inculpo, ma che mi fai io a Catano, quando questo nuovo, adesso questo, vedi, milionario. A rubare, Vai, ma poteva fare che stava? Mi vuoi spiegare mister non sto? No, era davanti alla fermata dell'autobus, no? Sì. E c'era una chiacchieretta, una vita netta, perché abbiamo 4-5 anni di e ci vedo che sempre che stavano all'autobus, da pigliare gli anni, non ti posso servire, a costruire sopra, e si mancava. Io mi ero detto, no, che era un e dici tu, l'abbiamo fatto a noi. Non mi fermate a mettere così, non c'è nulla, ma insomma vedete, vediamo il fazzoletto, vedi quei carini, fatemi figli, vediamo il fazzoletto, vediamo l'uomo, e un quintai. allora non te l'ha rubato! La rubai! Io quando meno questi qui l'ho salvato. Giusto, La rubai non lo salvai.
scappavo. Non vedo che passava uno a bere o capisci che Una carrozza, che ma non c'aveva stato, non è stato messo? Giusto. No, tu ci l'avevi a consegnare. A consegnare, non ce l'avevi a consegnare. A Landina. Ah, ora non ci vediamo l'uomo e ci verrà per il culo, Giovanni, però... Ancora caldo! Ora con un video, lo spacchi, lo metti nella paretta, ti raccomando, però la fai bello là, come quante parette, e un russo lo metto come parla per costantino un sole. No, non può essere, Giovanni. Non può essere. Vabbè, allora, vuoi fare il rivelato? O metti tutto? No, manca il menato. Manca il E allora facciamo una cosa, un bianco lo fai ora, e un rosso lo mangiamo questa sera. Giovanni, sto non si può fare in un'altra maniera, capiste? Perché non si può fare in una maniera? Perché non avevo manco un filo d'occhio. Ma c'è la sugna, sono poca sugna pure. Non ce n'è più. Oh, non ce n'è, sugna di stamattina c'era. Stamattina c'era, ora non ce n'è più. Cosa vuoi? Io me l'ho presa. Tu, ma che si mangiano? Guarda le sugna, ma che ti vuole? Ma muore l'hai visto? Non l'ho mangiata. Ma che faciste? Da lì a papà ci fece la cotta e c'ha pizza e uva. E come che può fare tutto ora? Che può fare? Come? Giovanni mio, invece di usare stavo succatillo. Sembra mia. Questo qua è un uomo speciale, non è un uomo di essere socato. No, Sì. speciale. Un uomo speciale. Tutte cose speciali, Giovanni. Allora, Giovanni, stamattina cominciamo male la giornata. Fai una cosa. Vado su una signora mia. No. Non ci vai una signora mia. La settimana passata c'è bolle. Una volta per l'olio, una volta per l'osino, una volta per il basilico. Non ci vai. Questo fatto quando fu? La settimana passata. Siete con le comincia a parlare. No. Io non ci vai perché a me non mi pare male. Ci vai sempre da sopra, non mi pare male. Dai, io non mangiare sto qualcosa. Senti, a me non mi pare male, non ci voglio io. Ma perché ci vai tu? Faccio tu. Ci vieni a me, ma me la sta picchiando, perché io non ci vai. Non vale che questo comincia a dire. Va bene, ci vai. Io se passo per lo scambio. Va bene. Lo faccio mettere direttamente nella parete. Tu non muovere per lo devo stare bene. Anzi, sai che facciamo? Io insegno a una signora di mi faccio mettere il voglio, quando uscino, non friemo e che non mangiamo. Disgraziato, tutte le razze sta parete a scuola. C'era congelato. Sei qui e tra morito, sì. Ma che fai se non mi stai Mi mamma con una pallina pazza. Ma le palline, ma che ce la va tirare Maria Santa. Ma che non si poteva sapere come si imbattavano. Con l'uovo a giocare. Disgraziato, Ma ingenerato. ci è arrivato solo. Ci è arrivato solo. Madre mia. Manco le scorcia a testaro. Come va a fare, punto Patti, come va a fare? Grazie tante signora Mimma. Grazie tante veramente, sempre gentile lei, Comunque, come andare? La signora Mimma mi dà le banda bocca.
Ma veramente una brava cristiana, veramente. Brava. Ci disse che pazzesco. Maria, Non è l'uomo che era a capo. Maria, non è l'uomo che era a casa. Non è l'uomo che era a capo. Maria, ti sta dicendo, non è l'uomo che era a casa, mi sono interrogato. Tu vuoi sapere? Non è l'uomo che era dopo di Giopiattino? No, io voglio sapere a che ora passano dopo. Non è l'uomo. E se io ti dico non è l'uomo, Caringia, succede un 48. E il 48 sti giorno, e il 48 domani. Io ho bevuto giù Giovanni queste voci del Caringia in sta casa e in questo palazzo. Oh, ma che dici ste pazza? Ma poi non ti capisco. Ti stai parlando un me l'uomo che l'ha visto un carino piattino. Si può sapere? E va bene. Tu vuoi sapere tu nell'uomo? No. E il signor Torico? E il ricuccio la via a mano, cicario e si è scrafazzato tutto un tempo loro. Ecco, chi se ne verità? Che scrazia. E ora come resta di un uomo? E di mia che vuoi? Che vuoi di mia? Perché vado a stare in pace, mi chiami la venga, spaccaci la testa, mettalo fuori in casa, fai tutto quello che vuoi, va via, ma lasciare in pace. Io oggi non so come ne voglio io in questa casa. No, a dia meno per andare in sta casa. Partite, per favore. E a quel tempo fa. Sì, me ne vai. Non l'ha dovuto tenere fino a ora. Me ne vai Giovanni e ti lascio solo. Coino ti lascio. Ma che cosa? Su, Guido. No, Guido, non esce di male figliato. Coino ti lascio, me ne vai. Guido, esce. Me ne vai. Carabinieri, partite. Ma e c'è che venire sta commedia per favore. A cui fai tua. Non me l'ha saputo insegnare, no? A cui non me l'ha saputo insegnare. Un dottore che dice, quando combina qualche fissaria, quando cambia una cosa, la vicino qualche tembolone. Invece no, un figlio poi non c'è il mio. Ah, dai, non fare questo, dai. No, che cazzo, che voglio stare, voglio stare. Allora, se già si rincatava, facevo ridere le cristiane, le disse, farà sinistra. E fosse la prima volta che facevo scegliere i cristiani, E questo non ci sono io. Dai, dai, Maria, dai. Oh, guarda, dai, dove che vuoi tenere? Dai, fallo subito, sai mezz'ora che mi sta così a poco, tu sai che stai cercando, io che ci volino, capisci con me? E il rifugio. Non è Cille quanto tempo non è Cille quanto tempo luna. Chi sei sul tempo luna? Chi sei sul tempo luna? Ma è malato, Io malato, tu sei malato, tu sei disgraziato, tu sei malato, sì. Ma invece la tua cosa rumenta? Cosa sta rumenta? Cosa cosa? Tu fai ringraziare a tua madre. A ringraziare a tua madre tu. Non ti preoccupare, falla nascere. Ti faccio bene, però devo correre. Devo correre. Disgraziato con te l'altro. Ah, basta, è malato tuo figlio. Tu sei malato. Tu sei malato. Tu si arrovina la sta casa invece. Si arrovina la mia casa. Disgraziato. Cosa sta? Un bel uomo, un bel uomo. È mia, a cartadilla. La medicina. C'è la medicina qua. Ogni tanto ce l'aveva la sua cadetta che faceva bene. Ma guarda qua, pure chi sta venuto. Ma con più ciao, guarda, c'è più netto, cosa soppiare? Enricuccio! Annuncia di Cristo ti manda a fare qualche lascia. Oh, buongiorno! Cara signora Maria, senta, non mi dica che sono seccando. Ma quando mai? Ma voglio fare un lieto di batà a mio marito. Ah, sì? Sì, però non mi ricordo se ci vogliono i capperi o le olive. Ma quale capperi olive? Per fare un gatto ci vuole patate, burro, mozzarella. Ci vuole
cipolle. Niente cipolle. Ma non è meglio che ci scriva una ricetta, forse se no... Sì, grazie, signora Maria, molto gentile, Giovanni. Sì. Dai, dammi questa. Grazie, non mi sto mandando. Dille, vai, al bar, lo trovi al bar, dille, che fra mezz'ora pozza vide. Vai, subito, fuori. Ma un piccerino dove sta dietro? Dai, un veneno. Mia signora Maria sarà mandata a fare qualche Ah, sì, commissione. signora Maria, il comandante va a prendere un caffè. Sapete, ho un fortissimo mal di testa oggi. Sì, avevo dolore in testa. Sì, Ah, sì? sì. Il ricuccio, cerca di fare presto, non fare soffrire donna Maria. Che c'è un po' di testa assai, fare presto. Com'è? Sono arrivato a partire? Sì, io da Palermo per una famiglia, però domani sera sarà tardi. Sì, però sapesse come mi sento sola, signor mio. Vero che posso vedere il camminare, ci vogliamo accompagnare? No, non è possibile. Perché io quando Vincenzino mio non c'è, vado a letto presto. E specialmente stasera, che ho questo forte mal di testa. Siamo un po' di testa fotte. Sì, anzi, signora Maria, se permettete, vado a mettermi a letto. Ma cara ricetta napolita rugatoti patate? Scusate, ma questo mal di testa non mi fa proprio ragionare. Infatti, che scena l'aspettata con dolore in testa? No, se permettete, se non è di troppo fastidio, me lo vado a prendere a letto, Don Giovanni. Ah, allora c'è la mamma Nani, su. Sì. Vado. Fate bene, pigliate un letto. Don Giovanni, a letto. Fa pesme. Serviremo. Grazie per la ricetta della cassata siciliana. Arrivederci. Cassata siciliana. Gatto di patate, gatto! Ma che capelli? Tiratore quando consegnare tiratore. Sai dove è capace di fare la cassata siciliana? Che ricetta rogatore patate. Chi da questo il zoccola quando vuoi. Sì, cosa non sa? Però l'arrido andiamo a mescare ai rinuncia. Ma che c'è il rinuncia? Andiamo a dare cose per mangiare cimici o soazzo. Ma non è vero. Come non è vero? Ma io sono naturale, come c'è pure i piccioli? Pure i piccioli c'è. Sono impressioni tue. Sì, persone mica tu sei a tua se la mia, io ho molto che io sei, mi compromettevo. Sì, perché c'è Don Vincenzo, che è abbastanza geloso, non vede che tutto picchiato a fronte per fare un comando le coppe. E allora, e cammina per un pistolone tanto era così. Che la pistola? Pistola, io ho un modo. Tu sicuro, guardi che buona ammazzata, sicuro. Sì, buona ammazzata. Sì, la lasciare a Donna Maria, vero? No. Se delle monete a Roffiano così avrò quei 5 lire che devo una. Ecco, i 5 lire. 5 lire, e tu quanti anni? 10 lire. Non dire che razza che stiamo. Come sapete quando mi mette? Mi Mi metti 100 lire! 100 lire! 100 lire? Ma bello dice madre! Oh, il figlio mio, chiamami papà! Ma quale papà? Chiamami papà, figlio mio, ma perché? 100 lire? Io che fa? Non devo insegnato come se fosse un figlio. Vero. E poi vuole dare i genitori e ti dico so che da fare. È giusto, l'educazione. Sì, lo sai che fai? Ora che si sente vicino di una mamma e mamma mi fa spesa per capire una buca per tu sai questo qua. Io non ce l'hai più. Come ce l'hai tu? Il pennino. Spedisci 100 lire? Sì. E che vai, no, dai, poi vai. Aspetta, io denaro. Ti dai papà. E che ti do denaro? Perché quando a notte voglio fare un po' il bisognino sento frigo. Guarda che c'è il tentatore. Non pensavo quando raccattare una cosa di mangiare. Tentatore. Tu non capisci. Dici tu cosa mi ca?
sempre dopo che si mangia. Prima si mangia e poi si sa che stoccare. Se chi non si mangia, un sempre a me. Ma io ho cattato pure rimangiare. Ah sì! Vai, mi formaggio che ti arrivi chi se sono zorbi! Zorbi! Quando si mangiano non li mangiamo! Senatore, lei aveva detto che da forza e non va a te zorbi! Senti, ormai la menao è un nella combinazione. E tu la che fai così? Ma è un combinato, è una combinazione. Non è questione da difendere, Giovanni, ma ci vuole allineata a uno che è mezzo scemo. Io sono malato. È malato. Ma io ti sento parlare che taci sentore. Perché i zorbi sono buonissimi e fanno benissimo. I zorbi fanno schifo e allippano tutta l'unica e poi fanno pure il rigore. Neanche cosa dire il rigore se non avevo tutto il corpo. Ma tu capisci, avevo i filini di Georetta, i filini. E poi tutta la carta così. E perché per lo frutto loro messi in massimo 15 minuti e si maturavano. Senatore, ti facessi evitare quello che fissano con dentro controllo. No, non ci vogliono mesi a me. Ma che stai facendo? Aspetto che si maturano. Dai, vai, devi allevare le lavande. Io sono malato. Sei disgraziato. Quando si maturano manco uno ti pirugna via. Manco uno. Basta, Giovanni, basta. Ma che per paura, ma che volete via, È malato, Giovanni, è malato. Dai, non ti fa dare malattia. Per paura, decidi. Vieni giornata sotto, come ciò vieni, Manco uno di nirugno. Io, Giovanni, io, Giovanni, che c'è? C'è l'avvocato Zappone. Non c'è? L'avvocato Zappone. A te la fame di partire di queste cose. Dai, per favore, ma l'avvocato Zappone a casa, non c'è la puttana l'avvocato Si Zappone. sta chiarando scala, Giovanni. Ma non dici, l'avvocato Zappone a casa nostra? Oui, siamo io. Oh signore, buongiorno signora. buongiorno, avvocato. Oh, per cortesia, voi mi favorite. Niente, io sono venuto qua a portarvi le carte da copiare e pagarvi il lavoro già fatto. Ma avvocato, ma c'era bisogno se ci stava dando, ma se io non sto così, ma che fa scherza? Ma sono qua sono rato per lei. Nessun disturbo, don Giovanni, io devo venire da queste parti, mi sì. passo da don Giovanni, vi pago il lavoro già fatto. Mi permette un attimo, sì, Sì, mi faccia. permette un attimo quante cose, come se si sbagliciscono, allora. Don Giovanni, io vi devo 150 lire, vero? Sì. Don Giovanni, il lavoro è stato fatto con la massima precisione, abbastanza pulito. Ah, è che se mi fa piacere, Don Giovanni, Eh. io gliene do 200. Ah, 100 e 200. Oh, grazie. Siete contento? Tu mi sento che si vede grazie, avvocato. Don Giovanni, prego. Senta, don Giovanni, si avvicini. Eliminate lo stronzo. Ammazzate voi. Non voglio ammazzare, don Giovanni, eliminate, nel senso, allontanatela da questo ambiente, da questa stanza, perché io vi devo parlare di un fatto molto, ma molto importante. Ah sì? Maria! Giovanni. Tu lo sai, oggi sei viva per miracolo. Sì, vedi che ha fatto una rubata. E poi dai. C'è che arrivare a spesa, Ma so per caccare. guarda, sono tutte baita cose che dicono una pazza, pane, formaggio, alimi, sono tutti lì, e tu da mangiare mi sei cazzo il bizzone. E allora, avvocato mio, io ho eliminato mia moglie senza nessuno spargimento di sangue. Senta, don Giovanni, come vi trovate in questa casa? Questa casa è umida, fredda, ma venire, guarda, c'è tutto.
abbiamo rompere le mitra nel loco perché care c'era più figlio di fuga e si appannavano le fuori quando andiamo a parare non c'è che fuori. e ne usciamo fuori e pago 1500 lire ogni mese e sono un arrangiato di 6 mesi. Pure. Sì. Senti, Giovanni, ma quanti ambienti, nel senso quante stanze avete? Questa è una da te. Non ce nemmeno. Ma il mobilio che è vostro? Il mobilio sì, è ancora il nostro perché questa cosa è stralacchiata poi non c'è volato fuoco, ma è il nostro. Sì, allora che... Ma sì, io avevo parlare con il discorso, è abbastanza, era una cosa abbastanza io proprio facevo iniziare a dire la verità, nemmeno io lo so, perché non vado a annunciare. Giovanni, io faccio spesa. Sì, io delle scuole un po' con l'avvocato. Dobbiamo fare a fare un po' di tanto, Dico, va, ci posso ir a fare la spesa. Ma certo che ci puoi che sto pure una fame, mi vedete solito, guarda, lì. Guarda. No, scusate, avvocato. prego, Don Giovanni, prego. Senato una. Andiamo a vedere. Ma quello di noi non potevo mai escere sulla Sì, fuori c'è abbastanza freddo. siamo come una funivia. Uno va e uno viene. C'è abbastanza freddo, Con permesso. Prego, Vai. E allora, Don Giovanni, si tratta, insomma, lo volete? Sì. Cosa? So che cazzo, ma non ne manca un sale fino all'acqua che si Ma io, caro Don Giovanni, non mi riferisco né al sale né alla coseggetta, né alle cose che ci stanno nel mezzo. Si tratta di una persona comunque. Lo volete un figlio? un figlio. Ma che fa scherza? Io non l'unica cosa che avevo su vecchio chiesto. No, altro sanno che c'è di voi. Su voi sono complicato. Ah, tu sei come? No, No, del cielo, lascia stare. c'è un regalo per il Questo figlio che io le dico, questo non verrà ad abitare a casa vostra. A lui interessa solo poter dire Giovanni Mangiaracina è mio padre e poi sa, non pretende più niente. avvocato mio, io però così una cavolo. Ecco, si tratta di un giovanotto, che io conosco, il quale si è innamorato di una ragazza bellissima, sa? E poi abbastanza ricca. Sa di che figlia, Don Giovanni? No, non so che È la figlia del marchese Platani. Ne hai mai sentito parlare di questo? Chi non ricco, siciliano. Perfetto. E appunto per questo nasce l'inghippo di questo matrimonio. Cioè? Perché questo giovanotto non ha padre. Vabbè, ci vuoi, quello quando ci devi tirare una No, è il padre che è morta la madre. Molto avanti. Il padre non l'ha mai conosciuto. Quindi si tratta di figlio di niente. Vabbè, avvocato mio, sempre buono stato e sempre buono se c'era un buon meglio famiglia. Però lì c'è il marchese che non è d'accordo a questo matrimonio. No? No, perché ha paura che tutte le persone altrocate, tutti i marchesi, i baroni, non lo tratterebbero più, quindi non lo inviterebbero più nei loro salotti. E allora pensò questo fatto, sa? Mi mandò a chiamare, visto che io sono il loro legale di famiglia, mi incaricò affinché io trovassi una persona che lo potesse adottare. Don Giovanni, a dire la verità, io ho pensato subito a voi. A voi a mia? Sì. Sì. Se voi accettate e date il nome a questo giovanotto, questo giovanotto mi dà... Sono te? Certo. E guarda. Secondo lei quanto potrebbe essere? Ma ti piace? Che sai, io ho una laccata domani, figlio. Lo sai, 30.000 lire. Don Giovanni, e secondo lei un figlio costa 30.000 lire? Che sai, 50.000? Di più, Don Giovanni, di più! Di più! Ma guarda, glielo dico io. Ma ci sta, che poi ci conto venire il caso. Don Giovanni, questo ragazzo le offre 100.000 lire. Mio, ma che dici? Ma come ma io mi c'è viene di faccio di faccio, di immagini, di tutta la famiglia di faccio. Eccolo, questi ve li darò io.
Se voi siete d'accordo, 30.000 lire ve le do subito. 70.000 lire dopo che si fa l'atto dal notaio. Dal notaio, sì. Ma che ne dite di questo, Giovanni? Ma che sai, io non va a chiedere l'avvocato mio, io la prima volta che ci saranno a questa casa. Io la prima volta che ci saranno. Ma voi come consigliate? Senz'altro non accettare. Senz'altro non accettare. Ma non è che sotto c'è qualche cosa. Nessuna cosa c'è per poi essere Don Giovanni. Quando te daranno il nome a questo giovanotto, i due si sposeranno e poi in questo modo diventerete il suocero della figlia del marchese Platani. Ma figlio mio, ma io lo sapevo. Figlia di me, come vuole Dio. Anzi, benissimo, benissimo. Poi guarda. Ma che cosa? Don Giovanni, senta. Io dopo domani mattina vengo con questo giovanotto e andiamo dal notaio, va bene? Ok, la saluto, arrivederci Don Giovanni. La saluto, devo dar via. Da via sì, ma c'è da vedere. L'ho detto. Mi dice tu dici, lei aspettavo, poi non ah, vedi, proprio unito devo senza Lizzi 30.000 lire subito e altri 70.000 dopo che avrete andato dal notaio. Il giovanotto non dimentica niente. Non dimentica niente il giovanotto. No, perciò. È uno. Ricordi che si può. Le 10.000 lire. 10.000 lire? Ma è scritto pure Don Giovanni, Banca d'Italia, lire 10.000. Ma che sapete? Oggi mia, ma non è stato finora. Io ti capisco sulla così solo per sentito dire che tu assisti, ma no, abbiamo fatto sempre strade diverse, io non guardo e tu non guardi. Banca d'Italia a 10.000 ed è scritto a tante parti pure. Che bella! Bella, figlia mia! Piacere tanto, Giovanni mangia il racina. E due? Ma in una cartella più una sono, certo. So solo pure bella, la mia cartella. Ma che bella, c'ho di me con la capito. E tre. No, mi sta caldo voglio. Perché non lavora Don Giovanni? No, voglio, perché? Don Giovanni veda che le 10.000 lire, come le altre monete, hanno una faccia davanti e l'altra dietro. Anche come cristiane? Sì. Come hanno tu faccia? E questa è una posteriore. Tu riavvero, ma che sta? Avvocato mio, io non sono pratico, io non modo che li io che non ci vinco, mi vorrei riservare pause sarà che sono. E secondo lei io la posso fare? No, che saggio, non mi capisce. Oh, avvocato, io la ringrazio sempre, dico sempre che siete il mio bene fatto. Ma che fa? Posso stare tranquillo allora, dopo domani mattina vengo con questo giovane e andiamo dal notaio. Puoi stare tranquillo, non è che è difficile che mi ne venga e domani la parola sola. Va bene, la saluto. E dimentico, anche io segue la signora. Ah, sarà seguito, avvocato mio. Ciao, grazie veramente. Grazie per il possibilità di e con la bisfai mi sono guardando. Oggi papà si venivano una di ogni zombie. Noi abbiamo un po' prevalente a testa per lui. Eccomi. Questo. Ma che stiamo facendo sindaco? No, ma scusate, ma siccome sotto c'era suo moglie che interessa che scendeva per fare la spesa, però si scordava a pigliare si chissà, una bottiglietta, un misurino per metterci l'olio. Non sei, ma che pianare una posta ci passa. Scelto, questa sarà così che per scusate, io già usa la gauda, hai certamente. Scende da sotto, mia moglie che da sotto. Sì. Papà, ci scelto io e compro 10 bottiglie d'olio. 10 bottiglie qua. Ah, 100 bottiglie d'olio. 100 bottiglie d'olio, tutta mangiare e la notte pure. Fare un commerciante d'olio. Un commerciante d'olio. E a parte che sono
pigliare almeno 1000 lire e mi accattare 1000 lire di roba di mangiare. Sì, sì, ah, un traino tutto chilo di cose di mangiare. E che io mi mettere qua, sì, un traino calavanti, di mangiare un calavanti, un traino a tutta questa roba, di mangiare, e a mangiare sempre sempre. La mattina, pensione così, sempre sempre, a mangiare per una settimana, sempre sempre. Sì, una settimana, 2 settimane, no, io a mangiare, io mangio, per 2 settimane. No, ma che 2 settimane? 2 mesi, sempre sempre. 2 mesi, 6 mesi, perché io mangio, sì, io ho mangiare. E mangio 4 mesi, ci sei sempre sicuro. Se ne tendeste a trovare. Ma che fai? Sai, me lo Sono cose che non ti interessano. ma che ha trovato? Che è successo? Vuoi sapere? Certo che voglio sapere. E che non ti ricolente. Vuoi sapere? Certo che voglio Ma sapere. che niente tu chi? Ma Ma no, che poi io te lo ricordo le civili del mio mendugnaro. tu, cittadina tua, vai. Sicuro, eh? Contenta, stai dicendo una cosa grandissimissima. Allora è venuta una persona tutta elegante, con capello qua, sciarpetta qua, i bafetti qua, arrivavo, s'assettavo e ci disse, però ma fare finire, Contenta, allora, quindi una persona tutta elegante, con capello qua, la sciarpetta qua, i baffetti qua, arrivavo, s'assettavo e ci disse, quindi una persona tutta elegante, con capello qua, sciarpetta qua, i baffetti qua, arrivavo, s'assettavo e ci disse, quindi una persona tutta elegante. Disse, Contenta, vaffanculo! Un po' a noia. Fattinne, mamma. Scusate Giovanotto, abita qui Giovanni Mangiaracina? Sì, chi sta salendo? Ma che grande tappone. Messo? Potete chiamare Don Giovanni? Ti posso chiamare? Perché? È uscito ancora. Mi spiace, non averlo trovato. Gli dovevo dire una cosa importante. Aspettate che torna. Ma quando torna? È un'orina più o meno. Ma io non posso aspettare. Devo partire. Quando mi dispiace non averlo trovato. Potete lasciare un'ambasciata mia. Un'ambasciata a te? Sì, io di mestiere sogno ambasciatore. Ma tu, chi sei? Io sono mio figlio. Il figlio? Ma non sapevo che il signor Giovanni avesse un figlio. Aspetta. Tu, adesso mi ricordo, tu sei... Ricuccio! Ah, ma tu non sei suo figlio! No, ma mio papà e mio mozzero. Morirono? Morirono? Eh sì. Oh, a me hanno detto sempre il mozzero. Ma sai, non ti riconoscevo più! Ti ricordavo piccolo così! No, ma io proprio non mi ricordo niente. E si capisce cosa vuoi ricordarti? Ormai sono passati 20 lunghi anni che non vedo il signor Giovanni. Da quando il fratello Federico partì per l'America. Io sono un vecchio amico di Don Giovanni e di Don Federico Mangiaracina. Ero il notaio di famiglia quando se la passavano bene. Poi purtroppo alcuni affari sbagliati li montarono in rovina. Federico, il fratello maggiore, se ne andò in America ed ebbe una grande fortuna. È diventato milionario. Adesso Don Federico è morto, lascia l'anima sua, e ha lasciato tutto al fratello Giovanni, 50 milioni in contanti. 50 milioni in contanti. Il testamento è stato consegnato a me dal consolato, in quanto la buonanima in questa occasione ha fatto il mio nome. È una buona notizia quella che ti porto o no? Sì, però papà mi ha chiesto di girare.
vicino a fare il grandissimo. Ah sì? E che affare ha fatto? Vicino a fare che ci fa guadagnare 100.000 lire. Perché dopo domani al mattino vado in un notaio e riconosce un figlio. Un figlio? È uno che stava a maritare con una signorina, però è figlio di Nenà. Di Nenà, sì. Di Nenella Bo, una che padre, ecco. Allora è venuto sta persona di tutta la cande, con l'aspetto casa, i bambetti qua, e ci ha dato 30.000 lire subito e ce ne sono altri 70 dopo che avevano andato dal notaio. No, non lo deve fare. Se è legittimo quel giovanotto, Don Giovanni perde tutta l'eredità. Perché? Nel testamento è detto che qualora Giovanni Mangiaracina ha un figlio legittimo, l'eredità passa a lui, cioè al nipote di Don Federico. Bisogna subito avvisare Don Giovanni, ma tarda assai. Ce l'ho detto, un'urina tarda. Io non posso aspettarlo. Ho un affare urgente a Messina, è un'apertura di un testamento. Ma scusa, quando hai detto che deve andare alla notaia? Dopo domani al mattino. Io non so se riesco a tornare in tempo. Facciamo così, guarda. Questo è il mio biglietto da visita. Quando notaio Nuovo, quando arriva Don Giovanni, gli dai questo biglietto e gli racconti tutto il fatto. Gli devi dire che il fratello maggiore Federico è morto in America e gli ha lasciato un'eredità, soldi. E soldi? 50 milioni. 50 milioni. Ma soprattutto ricordati di dirgli di non fare la sciocchezza di riconoscere quel giovanotto, altrimenti quel giovanotto senza fare niente si pappa tutto lui. Te lo ripeto, non deve riconoscere nessuno, altrimenti quel figlio legittimo si pappa tutto lui. E io vado. Mi raccomando, state allegro Enricuccio, perché le tue pene sono finite. Diventando ricco Don Giovanni, diventi ricco anche tu. Mi raccomando, non deve riconoscere nessuno. Mi raccomando Enricuccio, non deve riconoscere nessuno. Chi era Enricuccio questo? Niente, non avevo detto Don Giovanni. A funzionare di vita. No, ho approfittato un momento che era distratto e parlava con la Magai. Vedi così? Ora dite che a sta donna Maria va a aspettare un bello pezzo? Stati muto! Solo sogno tutto in cielo. Meglio, così vediamo pettegolezze. State dicendo? Niente, poi ti ho fatto un bello regalo. Non volete voi. Ora dite che a sta donna Maria va a aspettare con tutti i denti di fuori. Stati muto! Niente con sogno solo. Facete onore Peruccio! Ruffiano in casa mia! Vieni! State muto! Muto! Succede? Che è tutto sul manicomio? Succede? Che c'è? Aspetta, che io faccio aiuto! Che
vieni va. Veramente. Vieni, i rami poi vi stanno passando. Veramente. Io non c'era bello, ora questa lingua è al momento che ti apriamo. Ma beh, come ti senti? Ma tu sei brutto! Mamma mia! Ma perché ci dici tutte queste cose al piscirino? Tanto bene ti fa, dai. Ma tanto, come puoi rispondere? Ma io, questa è veramente la lingua sto piscirino. Certo che questa lingua, ma lei come è combinato? Ma io non c'era bello, ora sono troppe feste. Ma perché sto piscirino? Ma come perché? Ma Talia che faccio già il chiave? Io non c'era, cosa rispettare? Ora questo scambio si completa in ghiotta. Ah, io lo scambio fu! Ma come scambio? Grazie! Come lo sapete, faceva un portabollasce a moglie di Don Vincenzo. Ma che bella di portabollasce? Io ho quella che Ci abbiamo a niente! Boh! Signora Gambella, faceva, come la dire, un ruffiano, va! Chi so portava e ambasciate a Peciuccio per conto la signora Amalia. Signora Gambella, vi voglio contare una cosa. Una volta Peciuccio faceva corte con la mia. Guardate che facessi. No, Ciscimente. E appena hai capito Ciscimente, si arriverà pure a mezzi anni. Se tu porti, che cammina, chi so mi pare che questi stanno lì. E vieni che sono io, come Buongiorno. Buongiorno, signora Maria, buongiorno. No, non è giusto fare Ma tieni da lì! Che emozione! Ho visto, so che ne capitava. Avevo visto venire per chi so vinnemo, signora Maria, ma come può succedere? E che ne faccio? Temo che la buona figlio mio piglia un po' l'occhio. Maria, speriamo che qualcosa ne venga, signora Maria. Sicuramente sarà una cosa passeggera. Speriamo. Ma un dottore lo chiamaste voi? Certo che lo chiamiamo, però ancora non si è visto, quindi non sappiamo niente. Sì, andò a vedere che la uscirete. Ma mi dicessi una cosa. E cioè? Signora Maria, l'avete visto? Ma la signora Maria mischina con tutti i guai che ha la mia pensa. Ma quale guai, signora Maria mia, quale guai? A quanto pare le latte si calmarono. Sì. Sturrane? Sì. Costumato. Fa sempre così. Prima è una casa sotto sopra e poi fanno pace. Sì, no. Stiamo venendo a tutte noi. Erano affacciati a balcone, tutti noi che si passavano, Maria non doveva volume. Maria, dicevo finalmente. Ma tu, donna Maria Dominicenti? Sì, Dio. Ma tu abbini che A sono me non interessa, però non mi interessano. Però io le dite. infatti, ma niente che mi interessa. Non mi interessa niente. Ne abbiamo che fare, signora. Abbiamo di cose da fare. Anche perché aspetto il dottore e Noi ci raccomando sul cilindro fu scando e ci vuole una fregata di stomaco e un bello cada passo sulla panza. Ci raccomando. ora vai a Sapeppina e ci faccio fare. Stassi tranquilla che è una cosa Arrivederci. passeggera. E appena sape qualche cosa non facesse sapere, signora. Ma che novità? Sì. Io sono Estela. Sì, però tu davanti a chi ti fai la tua ma non è giusto però, intanto una fa l'educato e poi si vede. Ide, usai il suo curioso. Giovanni. Poi, mi sono tutto lì. Ma quando mai non è venuto ancora? Se parla Maria, non disse. Non è venuto. Prima cosa, che mangiamo stasera? Ma che ti facevo tu macarrona con Raù? Su chi sono? Ma perché non ti basta? Ma vedi che di quanti soldi che mi portaste picca me ne arrestarono, Giovanni, perché ha da pagare. Ho padrone della casa che aveva 6 mesi quando pagavano. Poi un macellaio, un panettiere, un liscionario Ce n'è giù? e finire i soldi. Ah, finire i No, soldi. picca. Ti pulizzasti tutti i cosi, giusto? Come? Ma lo fate uno, perché bello vuoi saltare, ma non c'è bisogno. Ma che discorsi sono? Discorsi sono perché avete in mano un bucato la vita. Ma perciò io il debito nella pagare avendo soldi in casa? Ma senta, vedi che quando io faccio un affare sei pregata, anzi quasi quasi tu lo denassi, ma comunque sei pregata di non pagare a nessuno, sì, perché se no l'affare lo fanno io, lo faccio io. Ma belli discorsi, Sì. io ho un anno che fa, e c'ho uno avendo i soldi, c'è un padrone di casa che si ferma dopo una pianerotta a tagliare caringia e io soldi non ce l'ha dati. Tu dici se l'affare fanno io, perché io, ma come dite?
Sì, sono potuto venire in ritardo. Sì. Scusate. No, adesso E allora, chi è l'ammalato? Lei? no, ma al momento sì, però. No, dottore mio, è cao piccinino, non è figlio. Che in tempo che era buono, dottore, pigliò un Dove pallone. dai? Dove dai? Ce l'ha preso il cao piccinino. Che se cagare su lo spiego un bacio. Dunque, chi sto qua, il cilindro esce pulito. E da ciò che si dice, non è che ci sono problemi. Comunque ci posso dire che non è figlio nostro. E però ne abbiamo cresciuto, diciamo, come se fosse stato figlio. Sì, perché dopo che morse me solo, pace all'anima linda. Ma buono, tu la pesce. Dopo ci sta dicendo questo è l'uomo. E il figlio giusto solo che morse, diciamo, un secolo dopo alla malattia. Sì, dottore, perché c'era che diceva che morse di meningite, qualcuno disse polmonite. Sì, siate tutto buono. Giovanni, per favore, queste cose alla scienza non possono interessare. Mi faccia visitare l'ammalato, per favore. Alla scienza ci interessa, ma mia sì, però. Certo, perché lei, dottore, me lei può pensare, ma come vai? Don Giovanni, ha questo bello auto, questo bello esperto, intelligente, ha un figlio scemolino, così come chi so, non è figlio vostro. Per favore, ragazzo, scendi. Gli tocca la giacca, per favore. Sì. Però, dottore mio, Sei contento? ci raccomando, no? Anche se non è figlio nostro, questa è una visita però ben accurata. Adesso vediamo quello che ha, non si preoccupi. Andiamo sempre, Mi raccomando, era scutare, dottore. Faccia togliere la giacca, anche questa giacca. Che saporo! E dove sta andando la madre? Che puoi fare un bicchiere fritto? che ci disgraziato, voi non ne ce ne come io. Voi non ne ce ne come io. Ma perché me lo sentiva fritto? Che fanno le Sempre si lamenta, per continuazione. Per favore, signora, lo faccia sbottonare un momento. Dai, forza ragazzo, vediamo. Ma stava a levare con un gilecco. Basta sbottonarlo, dai. Vediamo. Vediamo questi polmoni. E allora, apparato respiratore, vediamo. Allora ragazzo, respira profondamente e dici 33. 33. Non Giovanni! Il ragazzo lo deve dire, non lei! Un ragazzo, lei che ti dà a fare caso, tu non balla! Dai, respira profondamente, dai! Così è buono! L'apparato respiratorio è a posto. Adesso vediamo il cuore come va. Pure cuore, certo, pure. Deve passare con me, sempre la va! Non si preoccupi, signora, non si preoccupi! Ma che fai? Mi fai stordire! Il cuore, anche quello va bene. Sì, Le tonsille mi pare che vadano bene, la gola. Piano piano. Adesso vediamo i riflessi. Lo faccia sedere con le gambe accavallate. Girate ragazzo, dai. Vieni. Cioè, quindi con una mano. Sì, come dice lei. No, come le piane, che ti aspetta. Se ti ricordi quando io ti facevo la luce lo facevo dottore, è pronto? Però, dottore mio, non si può. non ce la fare tanto. Non si può. Allora si Mangia mia! mi dispiace. È stata una reazione nervosa. Adesso vediamo di vedere i riflessi. No, è venuto, no. Non è niente. Un po' di pazienza, dai, un po' di pazienza. Tanto che penso tutto il giorno fare alla fine delle feste, non ti preoccupare, Buono. Dottore mio, però questa cosa pare che ghiaccia luce le matarazze. È una cosa grave. Ho capito tutto. Meno male. Non ci sono dubbi. No. Si tratta di un trauma
Il ragazzo sicuramente è di natura epilettoide e lei è incline all'infantilismo e quindi è ritornato come prima di aver imparato a usare la parola e quindi bisogna adesso rieducarlo. Bisogna con tanta pazienza dedicargli 2-3 ore al giorno. 2 giorni o no? Eh sì, è così, incominciando con le parole quelle più semplici, per esempio che mi viene mamma, papà. Ma chi tu che eri una Esatto, come un neonato, ha detto bene. Tu devi ogni giorno finire di imparare a parlare. Che come si parola cavolo? Ci vuole pazienza, ci vuole pazienza. E lei? Ma è cosa lunga questa cosa? Sì, è una cosa lunga, ci vorrà del tempo. E cioè Può quanto? darsi pure qualche anno ci vorrà. Qualche anno? A meno che una forte emozione non mi faccia tornare di nuovo la parola, perché così come gliel'ho fatta perdere solo una forte emozione può ristabilire questa cosa, o altrimenti ci vuole tanta pazienza e allenarlo. Intanto non vi preoccupate, intanto vi prescrivo una medicina, un calmante per i nervi e gliene date 3 cucchiai al giorno dopo i pasti, a pancia piena. Perché non avete il cucchiaio? Sì, non avevo cucchiaio, basta. Mi dispiace, ma i calmanti per i nervi l'hanno preso a pancia piena. Ha ragione. Sì. Almeno 3 mesi. 6 mesi? Ah, che parlare assai. E poi tu che voglio fare avvocato? Ci vuole pazienza, ci vuole. Dottore me. Io vado alla recita. Mi dispiace. Grazie per la carta la vecchiata, non Chiesto su per lei, la ringraziamo assai. Grazie a voi. Grazie a te. Più tardi passo per vedere l'effetto del ragazzo come sta. Però mi raccomando, agitate sempre la medicina prima di somministrarla. 3 cucchiai al giorno dopo i pasti. A pancia piena. Grazie, non sta tu mai. Ma tu non puoi scrivere una medicina che senza mangiare. Per forza. Purtroppo bisogna fare così, la scienza. La scienza. La saluto. Grazie assai. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Tutto non può essere, non può A essere. pancia piena. Non più piatti. Questo sono troppo tardi a fare questo, non mi fa la po' di poco. Non lo so, lascia stare il campo. Se la mia, comunque Maria, fa una cosa, a lei se le vedo per sole, io aspetta, io non voglio. Spegni il cellulare. Vai, spegni il cellulare. Io avviso a dire in farmacia ora che siamo curiosi. A lei se le provo, ti vedi che è vicino, a ieri dall'avvocato che poi domani a ieri non lo danno. Ah, va bene. Capito? Perché allora puoi chiamare? Ma che si fa? Se non ma che io non sei bene. Ah, senti che vai a a me, no, non è un radio. Fai, per poco. Che è un po', che è la conferenza? Amico. Non ne capisco niente. Ciao, vogliamo dire, vai cazzo. 5. Ma che buono. Che parla saccare su supercine.
Tu già sei l'ario, facendo così perché si completa il contenuto completaste, preciso. Com'è l'ario, figlio mio? No, bene, no. Bene, figlio mio. Ah, ma tu sai quello che dissi, quanto è bene. Ah, che paura, va. E ti darei che l'ario? No, bene. Senta, facciamo una cosa. Senta, voglio dire qualche cosa, cominciamo a fare una lista sul tutto, bene? Ah, sì, dai. Adesso il tuo marito, mi raccomando, adesso, aspetta, aspetta troppo, state calmo, poi ora questi facciamo un po' di cosa e tu vuoi già, sì, adesso, tu, Talia, io oggi ho fatto una cosa qua qui, perché è scuola, tu, ma Talia le capo, ti disse ma Talia le capo, non avevo tutta la tia, Talia, vieni qua. Mamma! Tu la dici ora? Enrico siamo. Fiuro io non la possiamo un anno. Papà! Vediamo. E ci dai? Ti rugno le cilini, se tu dici la parola che ti dico io, devi mandare la parola. Talia, dai, tu dici, mamma! Mamma! Utilizzano di loro i soldi, picciotti miei. Poco fanno i soldi, aspetta, la verità. Cazzo su una crescita. Allora, Talia. Papà! Nonno! Ora si può parlare che inizia. Oh, vai. Ma che sono fa la cosa, si parla oh, vedete che messo? Cosa? Io al servizio non bevo mai. Meglio così. Come interrogare? Non mi interrogaste, non c'è rispondere, ho chiuso il problema. No, signor Giovanni, mi deve rispondere lui. Mi deve raccontare cosa ha visto e cosa ha sentito ieri sera, quando è successo alle nel palazzo. C'ha marito. Uno che ho fatto così che un po' Vincenzo, Donna Maria, mi si scopelarono, uno pure carabinieri, ma che pure avete di lavorare voi dire, mi era pure lì. No, che c'è, non ho fatto a me, tutte cose a voi, tutte cose baciate, allora le vittime non colpire. Sì, lo so, ma Marasciallo vuole sapere, sono state sparate 2 colpi di rimettella. Ah no, io sono esagerato, io non c'ero, io ho c'ero perché era giusto per paragnare qualche cosa. E se posso dire forse qualche cosa non voglio mai momentaneamente non c'è e perciò in realtà è casa. Buongiorno, brigadiere. Casa, Maria. È successo qualche cosa? No, io devo fare una Sedete, Ma che è successo, Giovanni? no, una società fare una domanda, un po' da quello che dicevi. Signora Maria, mi sapreste dire chi è che ha sparato ieri sera 2 colpi di rivoltella? Spararono 2 colpi di rivoltella. Io veramente non ti so niente. E tu Enricuccio, lo sai chi è che ha sparato? No, mi scaccio. No, il mio tutto le olio. No, completamente. Non sa venire. Sì, ha dormito. Brigadiere, ha dormito. Ma allora qua nessuno ha sentito niente? Niente. Qua non è successo niente.
Nello stabile di via Badilla, numero 28. 28, sì. Non è avvenuto a Cunche. A Cunche. Vi saluto e state bene. Arrivederci. Disgraziato, ma peggio ci parlo, la madre che dice ho beccato. Ancora una scala. Ho visto che c'era il brigadiere. Cosa voleva? Che cosa voleva? Voleva sapere poi che aveva sparato a Siria due colpi di rivoltella. Niente però zitto, non ci dissimo niente. Ma signora Maria, nessuno ha sparato, chi doveva sparare? Nessuno. Il mio innocente. Non c'è. Sì, allora è vero, ha sparato. Ma perché è focoso? Certo. Si è lasciato convincere da certe voci che hanno messo qui nel palazzo sul mio conto. Che ora li chiamano Bushi. Sì, questi cristiani che... Però adesso abbiamo fatto pace, sì. Però se sapesse come è sospettoso, è capace di venire qui a chiedere a Ricuccio quante lettere ha portato per il mio conto. E si pensa un punto. Io, signora Maria, di voi mi fido. Certo. Però del ragazzo, se dovesse parlare... Magari Dio parlasse! Ma Don Giovanni, così poi mi fate ammazzare, mi potete ammazzare. No, dicia, magari parlasse, mi chiami due ore dopo ci viene una cosa parlare che non c'è cultura. Oh, come mi dispiace, che disgrazia! Sì, io parlo proprio, Cirilo. Veramente mi dispiace. Disgrazia per me, o per lei. La disgrazia per lei è abitudine per lei. Ma perché? Certo, perché io vicino non può parlare, non può dire niente. Non può dire niente, Che c'è? Dire che c'è un problema sul caso ora. Nella mia preparaci da mangiare a chi ci va a dare la medicina. Sì, vai, ci ha dato la medicina ma prima. Deve mangiare, guarda parlare qualche cosa. Vabbè, ho capito. Amone, amone. Con permesso. Si accomodi, signora Maria. Don Giovanni. Signora Maria, diciamo che io desidero, anzi quasi voglio. Tutto quello che volete. Che vuoi mandare giù il Ricuccio o mandare Cirici o Vossuazzo? Ma quando mai, Don Giovanni? Non è mai successo. Non è mai Stai successo. dicendo? Sentisse una cosa, donna Maria, mi disse che quando scusate, quando ha avuto un po' di mangio, io ho un moglio che ci ha mescato per la Bibbia. Don Giovanni. Allora, Don Giovanni, potete stare tranquillo. Tranquillo? Con il ragazzo è tutto finito. Meno male. Sì, mio marito mi ha perdonata. Sono contento per voi. Però, Don Giovanni, adesso come farò, Don Giovanni? Che è successo? Io, Don Giovanni, ogni tanto, Don Giovanni, io ogni tanto mi devo abbandonare, Don Giovanni. Ma signora Maria mia, per favore. Mi devo abbandonare, Don Giovanni. Signora Maria mia, per favore, non si abbandonassi, perché se lei si abbandona e mi abbandono pure io, per che passare vai, signora Maria. Ma Don Giovanni, cosa avete capito? Io mi abbandonavo. Adesso non mi posso più abbandonare. Ma che dici, ti posso veramente abbandonare, ma come mai? Amalia! Non vedete, non sentite, Don Giovanni, non sentite. Perché lui non mi abbandona. Ed io non mi posso più abbandonare ad altri. Oh, ma felicidade. Io visto per l'abbandono, ma ci viene Maria, senti, vedi che voglio arrivare alla porta. Ma che fai? C'ha avuto al culo. Che piccola stava. Vedi? Io non mangio male. Senti, io... Vieni che voglio arrivare all'avvocato.
Mentre vuoi per acqua? Ah no, ma è giovane. Ma ogni volta tutte queste cose, cara, le spiega tutta. La bella sapeva. Vabbè, vieni presto, Giovanni. Oh, scendo. Avvocato carissimo, ma che dici? Sì, sono in anticipo. C'è il notaio che deve partire, quindi tanto non lo dovrò fare oggi stesso. Stiorno? Sì. E allora i soldi durati, stiorno? Certo. Però una cosa, vorresti io, mi dicessi che ci volessi fare una sorpresa. Ora, caro Giovanni, sono io pure che mi faccio una sorpresa. Lei una sorpresa? Sì. E barone, entrate. Ma che dici? Un barone in casa mia, ma mia? Sì. Ma chi? Avvocato, ma che fai? Scherza? No, non scherzo, è la verità. Barone, accomodatevi. È permesso? Prego. Mi pare un'apparizione, ma quanto è bello, che chiacchiere! Ma quale onore avere a barone in questa umile casa! Barone, vi presento Giovanni Mangiaracina, vostro padre. Signor Giovanni. Il barone Sandrino Torrepadola, vostro figlio. Piacere, figlio mio. Per carità, allontanatevi, manteniamo le distanze. Avvocato, prego. Non mi dica che quest'uomo qua sarebbe poi quel tale che... Questo è quello che vi riconosce come figlio. Quest'uomo qui? Sì. Ma avvocato, dico, si poteva trovare di meglio. Ma come si può pretendere che io, un barone, possa avere un simile padre? Ma perché? Non si presenta male? Non si presenta male, ma guarda... Cos'è stato? No, niente. Vai da scusare che già ci ho preso tutta la notte senza che mi dato un attimo. Avvocato, vediamo che sa fare, fatelo camminare. Mettetevi in ordine. E chissà, c'è un avvocato mio, io ci pare che ogni giorno guarda ricevo un barone a casa. Aspettava io. Dici, avanti. Così va un po' meglio, ecco. Avanti. Giratevi. Ecco, barone, veda, ha un bel portamento. Facciamolo camminare. Passeggi qua davanti. Cammini qua in casa. A camminare? Sì. Oh, che bella giornata! È veramente una bella giornata. Signor Giovanni, è più sciolto. È una bella giornata. Ancora più sciolto, signor Giovanni. Che bella giornata. Faccia finta adesso di incontrare la signora Contessa. A cui la contessa? Sì. Oh, signora contessa! Se ne ha trovato che bella giornata, signora. Cammina normale adesso, signor Giovanni. Basta, fermatevi. Diteci di fermarsi. Fermatevi. Niente, non dovete fare niente. Avvocato, voi mi avevate promesso che avreste trovato una persona adatta, una persona fine, per bene, e poi doveva essere anche un tantino elegante. Perché non è elegante? Elegante, questo qui, ma fatemi il piacere, elegante. Non le va bene? No, non mi va proprio bene. Senta, barone, io meglio di così non ho potuto trattare, perché con quello che noi le abbiamo dato sì, già, ma potevamo trovare solo un uomo come lui. Sì, ma potevamo anche spendere di meno. Meno di 100.000 lire. Ma che dice? Io ho potuto trovare solo un uomo come lui, un miserabile, un morto di fame, un disgraziato con l'acqua alla gola. Che ne dite? Che ne dite? Certo, avvocato, mi rendo conto, sì, vuol dire che la colpa è mia, ho dovuto pensarci bene prima di uscire 30.000 lire di caparra. Avrei dovuto cercarmelo da me, la persona. Ma cosa vuol dire? Che forse io non so fare il mio lavoro? Ebbene sì, signor avvocato. Senta, barone, dove lo potete trovare voi un uomo, un povero uomo per 100.000 lire disposto a rischiare pure una galera? Come? Com'è questo discorso? Rischiare la galera? Sì, caro signor Giovanni. Noi stiamo scherzando. La galera. Perché se questo fatto si viene a sapere, ci stanno 5 anni di carcere. Lo vogliamo dire questo fatto o no? Ma limitiamoci nei dettagli. Ma io trovo l'avvocato mio. Questo posto me l'aveva dire prima, me l'aveva dire ora. Signor
Signor Giovanni, si tratta di falso in atto pubblico. Passa in atto pubblico, però. Li mettiamo. Limitiamoci, caro barone. Questi sanno 5 anni di carcere, non si scherza. Magari per come ci stai questo fatto. Ma cosa le devo dire, caro signor Giovanni? Se io avessi parlato, mi avesse detto questo fatto, lei sicuramente non avrebbe accettato. Che isso, se avessi accettato no, questa è una cosa che avessi detto. Però quando noi non avessimo potuto riscorrere un cavolo, dobbiamo andare a cifra. E aumentare. Non c'è niente da aumentare. Come c'è da signor avvocato, lo volete tranquillizzare? Ma diteglielo voi. Potrebbe mai rischiare la galera un uomo come questo? Ah no, questo no, non la rischia. Come rischia la galera? Come tu non potevi rischiare la galera? Che già, la dice già. Ma tu non vedi che cosa? Sì. Caro signor Giovanni, la galera c'è se qualcuno mi denunzia. Anche volete che vi possa denunziare? Lui non ha nessun interesse, voi nemmeno. Per caso voi volete poi autodenunziare? No, autodenunziare no, ma scusate, ora caro Giovanni, la cosa rimane segreta. Sì, ma se poi si viene a sapere però. Ma in che modo si deve sapere? Sì, avvocato, facciamo una cosa, andiamo via, sono sicuro che possiamo trovare meglio di quest'uomo qui, andiamo via, sì. Com'è? Perciò voi precisi che potete trovare a uno che cammina meglio di mia, basta che scherzano, mandate a teccare, perciò trovate a uno che cammina meglio di mia, ma che dici? Io continuo a insistere, andiamo via, anche perché non so se lo notate voi, qua c'è una puzza di olio, un fedore insopportabile. E poi cosa facciamo? Andiamo via, ne troviamo un altro, ve lo trovo io, basta che andiamo via. Meno di 100.000 lire? Fate. Ma lo convinco io. Don Giovanni, cosa dobbiamo fare? 100.000 lire, oppure l'affare non si fa più. Certo cosa è questa però, è meglio levarci mano. Sì. Andiamo via. Guardi, signor Barone, signor Giovanni, guardi. Mi dia l'anticipo che le ho dato e mettiamoci una macchietta da sopra. L'anticipo? Quale anticipo? Quello che vi ho dato ieri. Perché non ve lo ricordate più? No, completamente. Qua in questo tavolo, signor Giovanni, in questo tavolo è 1, e 2, e 3, l'avete dimenticato? Ma mi mai qualche cosa può essere? No, io l'ho dato io in fiducia. Come voi vi ricordate di 5 anni di galera, io mi ricordo di 100 anni di Comunque io penso una cosa, che se voi volete che io ci faccio il paio a questo figlio qua, avete a dare una 100.000 lire. 100.000 lire? Come? 100.000 lire, avvocato, per un affaruccio del genere? 100.000 lire per un affaruccio del genere? Ma voi capite, avvocato, 100.000 lire diviso 5 di 5 anni di galera, non sono manco 100.000 lire, ho misi. All'anno, no, misi. Vogliamo affaruccio? Io continuo a insistere, avvocato, andiamo via, perché io sto morendo dalla puzza, è un fedore Puzza? Aspetta, avvocato, vedete che la puzza facete più? Io? Sì, e facete puzza di profumo. Sì, di profumo e pure di soverchia. Di che cara sta casa c'è solo puzza di fame. E basta. Signor Giovanni, guarda, facciamo una cosa. 100.000 lire. Con questo se ne va, non si fa più. Ma facciamo 120. Io non intendo uscire una lira di più di quanto avevamo precedentemente pattuito. Signor Giovanni, io ritorno ancora una volta. Guardi, si prenda le 70.000 lire e facciamo l'affare, altrimenti questo se ne va. Voi ne avete tantissimo bisogno. 100 ricevita, è un valore. Che siamo al mercato, che stiamo marchetteggiando, basta, me ne vado. No, barone, si sta convincendo. No, 70.000 lire e non se ne parla. Ho fatto. Avete bisogno. Dice lei che ne ha bisogno, ma non lo sai, cioè, mia moglie appena ce le mette in mano se le spagliavo tutte, ma rassegno che ho pelone prima sogno. Che ho pelone. Ma come ho fatto così? Come ho fatto io a rifiutare 70.000 lire? E va bene, vinci sto. Guarda che 70.000 lire non ne parlo.
Bene, un momento, caro signor Giovanni. Le 70.000 lire voi l'avete. Quando andiamo dal notaio a firmare questo documento? Leggetelo. Non è caffè male, mi dice su una Ma sotto. dammi la minna e firma. No, che c'entra? Questo si firma davanti al notaio. Ma che fa? Ma pure allo scemo di casa ci mancava. Ma sono scemo, è maladetto, non è scemo. Maladetto. Mandare sta cacca. L'una messa. Signor Giovanni. No, lo faccio. Se tu non sai che stai adottando figlio, tu lo devi fare un po' geloso, perciò tanto se ne notavo. No, l'una messa. Signor Giovanni, il notaio che deve Lascialo. Ma no, che abbiamo fatto cosa dall'altro mondo. No, io sto scendendo a pigliare una figura. Lui era per essere sicuro che non lo dato, adesso che affezionato. Sì, ma... affezionato. Io direi che affezionato come un cagnolino. Non dice come un figlio affezionato, no come un cagnolino, tutte parole. Senti, tu stai qua, che ora vedi? Ti monti belli dolcini. Dolcini, al cagnolino bisogna comprarci l'osso. A Todoro! Che volgarità! Diciamo solo, andiamo. Disgraziato consiglio, no, per favore, Ericca, sentimi un po', dire che tu sei l'unico testimone di ciò che è successo aerei, e poi mi dissero che i carabinieri stanno cercando di sapere che fuochi sparavo, le mastuire, tu fanno sparire, quando un brigadiere da domanda che fuochi sparavo, fermo! Quando un brigadiere da domanda è Ricuccio, con fuochi sparavo, fa sparire pure Stato, fa sparire. E Ricuccio, non va scemo con mia, sai, avere chissà, avere sto revolver ci sono, sei colpa ninja. Qua, ci vero, perché tu già mi sparato? Ma se tu parli, non restano qui, non parlare mai, né fra un mese, né fra 2 mesi, manco fra 3 mesi, mai! Vedremo se capisci sta lezione. Io sono un brigadiere, arrivo e ti domando, per Ricuccio non è che per caso ti ricordi che ha sparato 2 colpi di rivoltella? Pensaci bene. E allora, che ha sparato? Poi ti porto il dolcino. Per furia! Ma che ci Che è successo? Ma spara la bella! Non è assurda! Non è vera! Ma spara la bella! Che è successo? Che dentro! Ma che è successo? Spara la bella! Per un giovedì! Fu! Dove dissimo di Don Vincenzo, fu!
Sì, papà, hai un diritto! Bisogna morderlo, mamma! Parla a lei, bisogna morderlo! E allora che non dobbiamo festeggiare due avvenimenti. Due avvenimenti? Ma Sì, che sì. succede? Tu fai una cosa, tu vai a chiamare Donna Maria, vai a chiamare Donna Maria. Non io è un marito spara. Cioè io Ma invece tu vai a chiamare Puttonara, ci siamo a fare una bella festa, dai. E tu ne pasticcini? I pasticcini, dei fatti mano nel gioco. Ma non festeggiare, quando viene la vice tu. Dai, forza che ho visto di sera. Donna Maria! Forza. Donna Maria! Donna Assunta! Carmela! Carmela! Assunta! Venite, venite! Ah, ma la posso Accomodare, signore. La sigla che dobbiamo festeggiare. Sì. Mio marito dice, intanto successe una cosa bellissima. Cosa è successo? Mio figlio Enricuccio parla a lei. Ma io lo saggio, perché quando mi viene a chiamare pensi una bellissima parola a casa, figlio mio. Le dici. A essere contento. Contento, ma non è che che quando le stasera. Oh, signora Maria. Ma che succede? E Don Vincenzo? Don Vincenzo aveva una pesantezza alla testa e si è messo subito a letto. E di dopo comincia a Fino a domani. Sì, dorme. Come? E allora? Che fa? Fai te un dopo per? Enricuccio ci pensi tu, mamma? A Donna Concetta. Dobbiamo festeggiare due cose belle che Amalia, scusate, non è che avete visto a mia moglie? Qua sono. Ma tu non eri a letto? Non avevi mal di testa? E ora mi è passato. Venite lì, non mi chiedo, vieni a prendere con Napoli, dai, vieni tu un bicchierino. Ma Lucia mia, che scanto, un degiumacchio. Si sentiva abbandonato. Ma va che ha fatto il giorno ora in te? Sì. Ma che bicchiere vacante? Si scusa il bicchiere c'è una vacante. Come? Tu sei sicuro, tu te mi hai chiunta? Se non ho bevuto! Aspetta, ma la solicitanza sta dove? Ma ora che marito pulisce. Completo. Vuoi vedere che rampo in tu ragazzi? Adesso che la male c'è un non ti preoccupare, avanti. Ma frate, potremmo aprire queste cose? Sì, Allora, che festeggiamo? Pasticcini! Allora, me l'avete a pigliare un pasticcino? Pasticcino volete? Con piacere. Grazie. Avanti. Donna Maria, no? No, me l'avevi a pigliare un pigliare. Cosa esperta, però. Me l'avevi a pigliare, E allora, signore mie, sono onorato che voi siete qua per questa festa che si fa. Questa festa che si fa! Tu vai stare, ti disse tu vai stare, non tu. Oh, e che non se ne può. Dunque, stavo dicendo, signore, sono onorato che voi siete qua per questa festa che si fa. Per questa festa che si fa! è contento, figlio mio, parla a te. Sì, ma non. Signore mie, sapete che Enrico, vi vedo per una mano. Saluto. E allora? Sono contento che voi siete qua. Oh. Dunque, signore, oggi dobbiamo festeggiare due cose. Uno che giustamente Enrico ci può già parlare, e poi un'altra cosa. Certe volte la vita dell'uomo avete a chiedere, lì come una giornata d'inverno, lampi, giorna, cose, tutte cose normali. Poi tutta la volta si può fare male un discorso serio, non si può fare male un discorso serio. Poi tutta la volta
Vuoi continuare tu? Stava dicendo, stava dicendo che poi tutta la notte un raggio di sole trase in mezzo sta nebbia, sfascia proprio le nuvole e diventa una bella giornata. Maria, contami, hanno essere 70 piani. 70 piani. Don Giovanni, da quello che ho capito avete fatto un buon affare, vero? Ho fatto un affaruccio per dire la verità. Diciamo poco rischiosetto, ma niente di particolare. Ma poi, no, mi sento, voi è un rimunno. Parlo che avete coppe, un rimunno. E chi non risica, non rosica. Però posso dire che sono stato, diciamo, confortato, diciamo, dalla risposta del notaio. Sì, che un notaio questo ci ha fatto veramente una buona azione. E quando dice notaro, un notaro ora ti sta ricordando. No, venne il carriere, la ricevi io. Che vedi notaro ieri cazzo? Ci vedo stamattina. No, ma poi 50 milioni, al notaro. Ma che cazzo di dicevi ma che ne sono nati? Ma che ne sono? Sì, che sono dopo, ha trovato la luce e per succedere. Italia? Un notaro. Voglio nuovo. Che dici? Dice il tuo frate Moss. Federico dell'America. Ma e davvero ha detto una cosa da testa. Chi mi sbatti la testa? Ma sono un testamento! Fece testamento? E disse che ti voleva stare 50 milioni! 50 milioni! Capivi, ti faceva segno a bacchetta, prima dovevi fare un bagno, poi ci volevi la vacca, poi ti metti a fare un scimurito America, dove siamo bene, non capisci niente, per paura, però alla fine fai sti buono da sciazzare da gatta. Sciazzare la gatta, quale gatta? A gattare un figlio. Perché un notario merezzi che in un testamento se tu hai un figlio si pappa tutti così se hai un figlio si pappa tutti così. Ma che ti sei fatto? Come zio? Zio, si bucare nel letto. No, si vestiva e si bucava nel letto. Però senza scarpe. Perché? Me l'ha tirata a me le scarpe. Ma però ora va buono, abbassa la lezione mia, mamma, un papà. Finisci
finiscila questa giornata. Lo sai che tuo padre non è colcato nella lavoro sempre. Comunque, ancora. Cosa sta cosa? No. Cosa sta cosa? Cosa sta cosa? Enricuccio? Non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Cosa sta cosa? Cosa sta cosa? È mia trombetta. Sì, tuo padre lo sente. Va bene qua. Messo? Buongiorno. Giovanni è in casa? Sì, ma lei chi è? Notaio Paglio Nuovo. Piacere. Sì, un attimo che è da dentro, ce lo chiamo. Grazie. Mamma, chi sono dato che binari che decido io? Ah, sì, va bene. Ora parla con papà. Io papà mio ce l'ho detto. Tuo frate Mozart, la legittima lo picciotto, 50 milioni, assaltare la carta. Bravo, perché se l'avesse legittimato sarebbe stato un bel guaio. Non si può papà tutti così chiddo. Hai visto che hai capito? Bravo. Ah, vuoi sentire? Era meglio che mi accattava la trombetta per torrinale. Intende? Però sai che fare con la lotta. Pensato così. Ma guarda, aspetta che te la vai da fuori. Allora, che mi sta a sbagliare cose. Poi avrei e sta trombetta. E questa trombetta. A chiaramente allora devo su quando muoio. Accucciare giù quando c'è. Accucciare giù su. Caro signor Giovanni, come andiamo? Ma come chiede, non darò come chiede, aspettasse tu. Come chiede. Voi siete sbessati in quello? Lo so, ma vi dovete fare coraggio. Una parola è fare coraggio, fare coraggio. Una parola è. Dunque, signor Giovanni, ho qui con me il testamento di cui vi darò lettura ufficiale me stesso davanti a 4 testimoni. Lui picciotti, ma che dolori. Lo capisco, la perdita di un fratello. La perdita delle sorti non può Dunque, vediamo la sua pratica. Allora, Manzana, Manuela, Mangiaracina, eccola qua. Eccola. Vi dico subito di che si tratta, signor Giovanni. E allora mi ascolti attentamente. Io sottoscritto Federico Mangiaracina, eccetera, eccetera, nato a Ribera, eccetera, eccetera, nel possesso delle mie facoltà mentali, lascio erede universale mio fratello Giovanni, se è senza figli. Nel caso mio fratello avesse figli, tutta l'eredità passerebbe al primogenito, pur lasciando a questi facoltà di disporne come erede anche nei confronti del padre Giovanni Mangiaracina. Perciò se ora un erede e lui eredita tutte cose. Già, ma siccome voi figli non ne avete, questa disposizione rimane lettera morta. Ecco qui l'elenco dei beni che il povero Federico vi ha lasciato. Ma non la stiamo mettere, non la sa mettere, non la sa mettere. Come sarebbe? A me è bene, ma perché mi fanno male. Ma è la classe, ma per forza la lettere. E allora ci raccomando, su un po' ragionevole saluto, perché sta leggendo, ci raccomando. Dunque, io Giovanni, 50 milioni in contanti, una villa a Taormina, composta da 18 vani e 8 tumuli di terreno attorno, con orto e alberi di arance e limoni, per un valore di circa 35 milioni. Ma non ci faccio più veramente. Signor Giovanni, non fate così. Voi sapete quando ero affezionato a vostro fratello. Se fate così, fate piangere pure me. Che siamo in positivismo. Signor Giovanni, ecco qua. Queste sono le chiavi della villa. Poi ci sono in una cassetta di sicurezza alcuni valori qui depositati e qui ce l'elenco. 2 collane di pelle, 4 anelli di corrubini e una croce di sbarame. Come una croce? E qua così c'è scritto. Perché 2 collane, 4 anelli, 8 croce, che era se preferite così, una croce
2 collane, 4 anelli, 100 monete d'oro di Luigi Filippo. Ah, vabbè, Luigi Filippo, non so cosa dell'epoca di Luigi Filippo. Più alcuni crediti e obbligazioni di circa 3 milioni, cioè una roba da poco. Sì, cose per cattare le sigarette. Dunque, signor Giovanni, mi ascolti bene, ad occhio e croce, raggiungiamo 200 milioni. L'emozione, la gioia fa anche queste cose. Siete sperato, siete senza cuore però. E allora, questa lettura quando la vogliamo fare? Se riuscite ad avere il certificato dello stato civile attestante che non avete figli, possiamo farlo oggi stesso. Altrimenti la rimandiamo a domani. Sì, rimandiamo a domani. Allora domani voi venite nel mio studio, leggiamo il testamento e mi firmate l'atto di accettazione. Di accettazione, a firmare l'atto? Certamente. Di che cosa? Dovete firmare l'atto che accettate l'eredità. No, io non l'accetto. Ma come non accettate? Non l'accetto. Non c'è una lira di debito, non ci sono ipoteche, è tutto pulito. E io sono pulito, io sono accetto. Giovanni, capisco la vostra situazione in questo momento della perdita di un fratello, ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Se non accettate l'eredità passa allo Stato. Meglio lo Stato che noi. Ma a lui chi? O Barone. Quale Barone? Miei figli. Avete un figlio? Sì, dico io. Un figlio di 2 giorni, un neonato. Sì, neonato, dopo 100 anni. Io papà mio ce l'ho detto, 50 milioni, a tuo frate mosso, una legittimano picciotto, ma... Signor Giovanni, ma che guai avete combinato? Ma che guai hai combinato? Avete riconosciuto quel tale che vi offriva 100.000 lire? Ma vi l'ho raccomandato tanto con l'ericuccio, non vi ho detto niente. Ho vicino cercava il rivillo, ma sia a te, o Mari, o a Maica, o si scarsuna con la parte di e dice a me, io mi silenzio, lì, che sembra una merda, e se dove la salita. E prima la cosa. Senatore, non ho ascoltato, non ascoltato è così, perciò io tu soldi, stanno restando tutta sta fortuna. Senatore? Dunque, ditemi una cosa, signor Giovanni, chi è questo tale che avete riconosciuto? È un barone che è antipatico, superbo, per paure, ed è pure ricco. Dunque, un signore ricco? Ricco? E tanto stavo a parlare che ha un cappotto tutto ricco. Tutto a uso privato, proprio non è stannoso, e poi stiamo a parlare con una picciotta che è ricca, dopo ci porta 100 milioni di dollari. Come? Come? Deve sposare con una ragazza che le porta 100 milioni di dollari? E allora, diciamo che la cosa è meno grave di come pensassi. Perché? Se si tratta di un signore, un nobile, che non ha bisogno, gli spieghiamo la cosa e lui capirà perfettamente. Un gentiluomo non potrà che riconoscere realmente che nonostante le apparenze, la sostanza aspetta voi, non vi preoccupate, parlerò io stesso con il barone. Gli spiegherò tutta la situazione e gli farò firmare una dichiarazione con la quale rinunzia all'eredità che legalmente gli spetterebbe. Se tu firma sta carta? No, papà, non firmare non da carta, da frate mosse. Tu da stare muto, che sei notaro tu? Notaro sì. Ambasciatore. No, stava dicendo una cosa. Perciò se tu firma sta carta, io vedo un possesso dell'eredità, chissà a Villa Tolmina, i 100.000 euro di sigarette, i 50 milioni. Tutta l'eredità è vostra. È mia. Però se non ci può io quasi se mi la Tolmina la mia. Ma non vi conviene, signor Giovanni? Sì, mi conviene, lei dice non mi conviene. Io mi conosco, che dice? Dai che fortuna che abbiamo una sta famiglia, capace che appena andiamo a fare un bagno da forniamo tutto. Sì, e poi se 50 milioni dopo, 50 milioni abbiamo mangio. Ma vi mangiate 50 milioni? Ma non li mangiamo così, non lo mio, io li mangio.
e che mangiare quello che andrà a me, chi non chiede che carriera un bacia qui, sì, come amica. Ah, sì, io devo permettere di dire, signore me, è arrivato Giovanni il Vendicatore che mangia pure per gli altri. Che c'è? Ne mangio. Signor Giovanni, ci perdiamo in chiacchiere. Dove abita questo giovanotto? Da Capicino io dico, e allora passiamo a casa l'avvocato che dove stare prendere. E così andiamo a parlare con questo giovanotto. Andiamo a parlare. Perciò se io filma sta cosa, l'avete dato tocca a mia. Certo, è tutto rende adesso, Giovanni, ma deve firmare questo documento. Andiamo a trovare. Senti, ci diciamo che ora stiamo venendo, va bene? Ti raccomando, ma solo tutto, va? È permesso? Come si sono dire? Lungo la favola, e ci vuole, dai, isso e bene. Piacere, notare Baglione. Per carità, non c'è niente. No, non devo neanche si fa, è esclusivo per natura. Mi scusi signor Giovanni, ecco, e dovrei parlare da solo a solo. Allora io mi ritiro. No, però si può parlare che eravate mutato io stesso che di famiglia. Però non scusare, non ne esce di più, ma bene, se lo dite voi, tanto quello che vi devo dire è molto semplice. Si tratta appunto del matrimonio, quello per cui eravamo d'accordo. La volevo informare che esso sarà celebrato esattamente dopodomani alla cattedrale, alle 10 in punto. Solo che c'è una grossa novità. La zia della mia futura moglie, ecco, ha espresso il desiderio di conoscere il padre dello sposo, cioè voi. Mi pare giusto, e capite in quale imbarazzo mi ha messo una tal richiesta? Io certo non posso rifiutare una cosa del genere, e quindi occorre, anche perché la zia è ricca e darà una sostanziosissima dote alla mia futura moglie. Quindi signor Giovanni, voi dovete presenziare al mio matrimonio. Tutto sarà una bellissima cerimonia. E com'è che si può vedere pure un notaio? Un notaio? Ma chi lo conosce, per carità? Come non si preoccupa, sono un notaio. Io posso venire. Sì, ora vengono tutti al mio matrimonio. Al matrimonio, signor Giovanni, varrete solo voi. Vabbè, non ti preoccupare, vengo io. Poche raccomandazioni, abito scuro, lavatevi, rasatevi, anche ci siete tagliati i capelli, e poi, signor Giovanni, una grossa concessione, solo per il giorno della cerimonia le consentirò di darmi del tu. Come vuoi tu, figlio mio, come vuoi tu? Ho detto solo per il giorno della cerimonia, non ci allarghiamo, No, io stavo facendo un po'. Comunque, ti stavo dicendo una cosa, ci stava dicendo una cosa. Per quando riguarda a rasarmi, vabbè, dopo, avete capito, mi faccio una bella lisciata, no, non capito, però per quando riguarda il vestito, c'è visto solo, è un vestito di quando mi fece viaggio le nozze, un mese d'anno e me l'ha lavato. Si vede. Come si vede? No, mia moglie me l'ha gelato due volte, sì, allora sarà la terza volta, proprio lo stile diventa nuovo, preciso. Ma che nuovo è nuovo? Sì, mi sa che lei non la conosce più poi. C'è una cosa, signor Giovanni, tenga. Questo è il mio bigliettino di visita. Vada con questo alla Sartoria Genovese, quella che c'è nel corso principale. Vada a nome mio e là va a affittarsi un tight e tutto lo commette per il matrimonio. La voglio elegantissimo. Pago tutto io, va bene? Va bene, sarà una bellissima cerimonia, veramente. Tutto bello, tranquillamente, ci vai. Padrone, io invece come vennissi. Allora d'accordo, alle 10 puntuali, mi raccomando. Esatto. Scusate, padrone. Un attimo soltanto, c'era un dato, ci vedete qualche parola. A moi? Basta che ci spieghiamo, io veramente avrei tantissimi impegni prima del matrimonio. Non vi rubo molto tempo. Se permettete vi metto subito al corrente della questione. Dunque, voi siete, in base al certificato dello Stato civile, il figlio del signor Giovanni Mangiarecina. Sì. Ma in effetti non lo siete. E con ciò? Sì, figlio mio, stavo a parlare, un attimo. D'accordo, sbrighiamoci. Ecco di che si tratta. Suo fratello Federico, che da 20 anni non aveva dato più notizie, morendo ti ha lasciato qualcosa. Cosa volete che interessi me tutto ciò? Adesso vengo al sodo. C'è una piccola condizione.
Dunque l'eredità che mi frate la sale, lei diciamo rinuncia e passa al Come? Suo fratello avrebbe lasciato un'eredità a moi? E chi lo conosce suo fratello? E appunto per questo dico io, se lei non conosce a mio frate non conosce a te, perché te la salita vuole? È tutto, Giustissimo. Io non ho capito niente, per carità, signor notaio, vuole spiegarmi lei come sono andati i fatti? Le dico subito. Nel testamento è detto che qualora Giovanni Mangiaracina avesse un figlio, l'eredità passerebbe a lui. Voi siete un gentiluomo, un nobile, e si vede anche, e non credo vorrete approfittare di questo miserabile, di quest'uomo morto di fame, di quest'uomo che ha passato tutte le sventure della vita e che per certi periodi ha sofferto anche la fame. Adesso che finalmente potrà avere un po' di bene, lei... Senta, signor notaio, cosa volete che interessi me l'eredità di quest'uomo? Si tratterà sicuramente di 4 stracci. Ditemi dove devo firmare, che sono a vostra completa disposizione. Quando è così, la stesura dell'atto la possiamo fare subito. Sì. Bastano solo 2 testimoni. Dove Senatura, ma non ne lasci, signore, gente dopo che insomma è baronessa. Signore, si lascia. Lo so, così è fatto. E allora, in questo giorno sono presentati a me. No, non pensavo quando a firmare l'unda carta. Tornate voi. Cazzi, ti dicessi così notato. Tu si notato. No, si abbasciato. Se va bene, signor Giovanni, mandate a chiamare sì, ora ci vai. Ma un attimo, che fretta. Ma io, prima appunto di firmare, vorrei sapere, ma ecco, a quanto ammonterebbe appunto questa eredità? Questa è la cosa, prima volta, ma se poi ci spiegavo. Che fretta, signor Giovanni. Signor notaio, mi sembra che è un mio diritto sapere appunto a che cosa rinuncio, giusto? Ed è mio dovere dirvelo. 50 milioni, al biglietto Mina, lori, belli, chiamati. Ma signor, stanno così le cose, questa è la verità. Questa è la verità. 50 milioni, una villa a Taormina e alcuni valori che bisognerà valutare. Per un totale? Bisognerà valutare. Bene. Signor notaio, lei le ricordo che è un pubblico ufficiale ed è anche l'esecutore testamentario delle ultime volontà del povero fratello del signor Giovanni. E quindi è il suo dovere, perché la legge gliel'impone, quello di espletare tutte le pratiche legali affinché la volontà del povero De Cuius sia rispettata esattamente come è stata scritta fino alla fine. Io a questo punto non avrei altro da dire e quindi, cari signori, vi saluto, signor notaio, signor Giovanni. A proposito, signor Giovanni, le volevo dire l'ultima cosa. Ecco, non c'è più bisogno che viene al mio matrimonio. No. No, perché io tanto non mi sposo più. Non mi sposo più. Ma come ragione che quando sempre dare con sui palini più poco stabilito. Perciò non ci sarà io non avevo detto, ma la firma alla firma. Signor Giovanni, ma non avete ancora capito? No, ma avevo detto perché non cominciamo a parlare di gusto, che c'era un perché tu ti firma eppure ha parlato così chiaro. Forse per lei che ha lecciato, ma io espletare le pratiche perché la volontà del defunto sia rispettata, ergo significa che voi non prendete un soldo e che tutta l'eredità passa a lui.
Disgraziato. Lo sapia io. No, non aspettate. Io sono rassegnato. Comunque, piangere su quell'ave non muoio. Sono l'anime pesse. E questo vi fa onore, Giovanni? Però scherzo. Significa parlare da uomini? Sì. Mi dispiace non essere riuscito a fare i vostri interessi, ma parlerò ugualmente con il barone finché vi possa dare una regalia, un premio di consolazione. Chi non mi aspetto niente completamente, poi fa scherzare, chi so, regalia, io 10.000 lire invece di 110 E allora facciamo una cosa, domani alle 4 venite nel mio studio, ci sarà anche lui, leggiamo il testamento e poi vediamo. I 4? Vabbè, se ci subito. Come sarebbe? No, è proprio succede tante cose, lo fanno. Va bene, se non ci siete faremo a meno di voi. Tanto la vostra presenza ormai è inutile. Fatevi coraggio e statevi bene. Sì, non lo do perché lo scusa. Non è che potete dare, che sa, c'è un 4 euro del solo. Dite pure, sì, Giovanni. Fai questa cosa, ora già si rovina. Maria, ne esci un attimo. Chi c'è Giovanni? No, lo darò. Voi potete dare sul suo 4 euro. Già si dopo il domani. Ma non vi capisco, signor Giovanni. Che spiego? Ma non più di un quarto d'ora perché poi ho degli altri impegni. Tranquillamente, magari assai un metto prima. Ricucciate. Oh, di scandare, io sempre scandare. Vaga sì. Non deve venire qua il battesimo. Vaga sì, ma mangiamo prima. Ci voglio parlare. Ok? Come devo fare pubblicamente? Non ti preoccupare. Maria, io ho deciso. Gli altri piccicani non ne vedo più. E perché? Ne vai un anno. Ma che ne ci stai pazzo, Giovanni? Ma che dici? Ci vai pazzo, segno tanto preciso quando ci rivedo. Maria mia, è falso in atto pubblico e sono 5 anni di carriera. Ma che so che stai parlando? Ma che dici? So che stai parlando. Io che dici? Un reclamo scemi da un barone, come figlio. E questo caso giustamente è un falso. Dunque è falso in atto pubblico che sono 5 anni di galera. E il barone non ne trova, pensavo, i cittadini a trovare a che lo fissa. È un po' calici e sono le frutte tutte così. Io, tanto fisso non mi sento di essere. E un po' pure la legge, mi autodenunzio. Me l'ha fatto 5 anni di galera, un riconoscimento viene annullato e tu arresta senza né piccioli, né paci e manco muglieri. Ma che come Che fai? tu si foggi veramente! Fogli, a te pare che sogno fogli. So pensare buona su che stai facendo! Ci hai pensato. Senti, ma tu che pensi? Invece ti metti così a piangere. Ma certo, Giovanni, tu mi parli di galera! Ma tu capisci che siamo milionari? O capisci che siamo milionari? Senti, palazzi, macchine, cuochi, camerieri. Mangiamo ogni giorno, mattina, mezzogiorno e sera, debito non avevo, e tu piangi, ma poi figlia mia, io è appena che 55, appena, hai 55 anni, è nelle 5 non è che fosse veramente cosa rentare. Sì, ma io non sei in anni che faccio senza idea. Invece accattiamo questo palazzo in via Aerei, no, via Mentogna, via Mentogna che è Italia, e se ne chiamano tutti gli aerei, sì, con buoni non è che poi... Io non so come fare queste cose, non so come fare con Tianca Nera, lo capisci? Senti, io sta vita miserabile non voglio fare più, capisci? Non voglio fare più questa vita miserabile. Oh! Papà, caccio brigadiero. Sì, prego, adesso accomodate. Buona! Giovanni, pensaci buono! Oh, ma ci ha pensato tu. Senti mia, tu fai una cosa, vai a Madonna a tornare a tutti, ma perché fai così? Morisce tutto l'anno ora, no? Perché fate? State a fare caricine? Ma allora, mettiamo di male da tutta e da tutta. Ci dici insieme. E ci sono le pasticcine Alex. Giovanni, prima di parlare, pensaci buono. Oh, ma geniale. Ti visti, pensi che hai tutte cose registrate a casa, tutte cose a posto. Ma come ne viene sto penno? Ma quale penno? Mica te ne, ma scusate,
così. Oh. Io desidero un'informazione, vedete pure, signor Giovanni, spero di darvi tutte le informazioni possibili. Ma che discorso fa? Perciò lei è all'altezza. Se un milionario per dire avesse la passa che in galera, così, peccingando, ci voglio dire, ma che tipo di trattamento ci fanno? Come che trattamento ci fanno? Cioè voglio dire, vitto, alloggio, cose, che trattamento ci fanno? Chi può pagare? Può permettersi una camera a pagamento e farsi mandare dei queste carte da fuori. E non lo so, e se sta camera che sta qua, che sta in affitto, che sta me l'affitto qui c'è mi fa uno scopo, no? Giovanni, ma che sta dicendo? La camera a pagamento, un periodo di istruttore, ma quando c'è una condanna si passa a cielo comune, dove tutto è gratis. Ma perché mi facete queste domande? No, ora ci dico. Ma c'è una cosa, ma per quei che ha commesso, diciamo, un falso atto pubblico, che c'è la restrizione immediato? Dipende, se è confesso, sì, se no ci vuole la denuncia. No, confesso. Ma confessa come? No, ora ci toccate davanti a queste cose. Domanda, non mi comincia. Non ti preoccupare. Ma va, cacci su tutti. Prego, signori, accomodatevi. Buonasera. Accomodatevi. Che è successo? Signora Maria, che è successo? No, C'è notaio? Notaio? Eccomi, signor Giovanni. Vuoi fai tu piccolo momento notaio? Vedete, non ci sono cosa, ma lei mi ha detto quel tavolo. Ma perché che te l'ho manetta? Ora ci dico, non ti preoccupare, io vado la pescia, c'è notaio, c'è una cosa. Se giustamente uno che ha commesso un falso atto pubblico, cioè è succinganne almeno come e si autodenunzia un riconoscimento del figlio che fa, viene annullato, no? E l'eredità che fa, passa a idro, no? Passa a chi che si è autodenunziato. Signor Giovanni, complimenti! Ah, grazie! Bravo signor Giovanni! Grazie, questo mi fa onore, grazie. Bravo, sì. Un'altra cosa, mi dice una cosa, quando è che diciamo che questo capo viene in possesso dell'eredità? E allora, le dico subito. Mi dice sì. Nel periodo dell'istruttoria, l'eredità viene fermata. Ma appena esce la sentenza di condanna, l'eredità viene consegnata al condannato. Ecco. E quindi lei è in possesso di tutto. Vengo in possesso di tutte queste cose. Vi cadere? Dice Senatore. L'autore del falso atto pubblico su New York siete voi! Sì. Si capisce che lo devo arrestare! ma signor Giovanni, che cosa avete combinato? Ma io mi aveva una persona per bene, ma come l'hai? Ora lo spiego e come l'hai perché mio fratello Federico che per 20 anni non si fece sentire, ha chiuso America, tutte cose. Pochi giorni fa ho saputo che è morto. E questo mio fratello mi ha lasciato unico erede del suo patrimonio. A condizione che c'era scritto nel testamento che diciamo io non avessi figli, perché se io avessi avuto anche un figlio si avessi pappato tutte così. E siccome io sempre mi colpa la miseria, 2 giorni fa riconoscevo un galantuomo carogna, ho riconosciuto questo figlio, che sto caso vuole pappare tutte così. Allora signora, io che cosa faccio? Io mi autodenunzio. Autodenunziarmi, un riconoscimento viene annullato e una volta che viene annullato io resta senza che faccia né soldi né motivi. allora è un'altra cosa che ti faceva. Io pensavo che cosa di grazie. E questo mio fratello mi ha lasciato veramente una bella fortuna. Mi ha lasciato una fortuna, come si vuol dire, KF maiuscola. Ma ci pare che sia una cosa così. Quante ne date? Quante ne date? Questa cosa l'inventario lo sapeva Recuccio, che lo sa tutto a memoria. Guarda, Recuccio, dici. 50 milioni, la villa a Tormina, l'oro, i pelli, diamanti e pure monete.
le sue proprietà. Di tutta la mia proprietà. E lei mi deve tenere sempre aggiornato di tutti gli sviluppi del capitale, di chi dell'altro, però invece no, ma fa un piacere, da questo periodo dell'istruttoria a anticipare qualche cosa lei, perché qua non c'è manco un buttone ma un pezzo. Disponete di me come volete. Però faccio e io lei ci passo, per questo lavoro che fa ci passo 150.000 euro, però a mese. Generalmente però ci va a passare 200.000 euro a mese. Sarà fatto. E lei si deve interessare anche, diciamo, dell'istruzione non riuscita. Perché pur dopo 5 anni invece di ritardino, voglio magari per sapere leggere e scrivere. Ci racconto, no? Signor Giovanni, state tranquillo. Per quanto riguarda tutte le proprietà, stia tranquillo che saranno tutti per l'istruzione del ragazzo in questi 5 anni. Ma io spero anche di farlo diplomare, Riguccio. Per fare il suo non vuole. E sapere leggere e scrivere, È la cosa Mariano, ma che fai? Scusate signore, ma che fai? Dai, stai buono. Dai, buono, dai, c'è un sacco di mezzo di amici. Che ti sai, una chiacchierata, una giocata calcio, un bicchiere di vino, hai una passa, che ti pare che è così? Non ti preoccupare, andiamo qua. Ma che chiedete che gli do granodello? Chi? Cacciare! Sì, che non è cacciare, vedo. Perché in questo caso Brigadiere, per favore, in questo caso letto sempre duro, ho letto che la mattina quando uno si usa è più stanco di quando si cuica. Ho visto dopo che fa casa di nascere tutto un freddo di morire, di una gragna, ho fatto una casa, ho visto, così, a fine mese vengo la forseggio che pare guarda cacciarino. Dannare la vita per poter diciamo guadagnare qualche cosa per poter campare. Io da un periodo di tempo questa vita non la faccio più. Io da ne vai un bello milionario e bello tranquillo, capito? Magari salve come non nasce. Che è una miseria! Ciao! Come ci metteva nei te È giusto, ce la domandai io. Aspetta la cosa. Va bene. Ci vedo pure io. Ci raccomando, ci raccomando per favore l'istruzione. Vuole veramente, certo. Io per no, mi facciamo un marionetto, non preoccupate, coppe pulite, sigarette, me ne faccio una. va bene, non mi aspettate che mia Don Giovanni, che signora Maria? io la vengo a trovare. Ma c'è mia, mi sta Non mancate niente. Di tutto quello che posso, tutto. Questa cosa per non andare. Giovanni mio, io ci mando tutti i litri invece, di cose, già bisogno. Quindi se guarda questa che devo leggere io solo, non mi mando poi io. Ma che c'entra? Papà ci vengo pure io. Tu ora sì, un mascolo in casa, ma stare attento a mamma. Stare attento a mamma. Tu sei un mascolo in casa, dica mamma, dai che sono. Io non ci sono, devo fare i pesci, hai capito? Maria. Maria. Senta, vedi che. Ma perché piace? Vedi che c'è tutte cose a posto, siamo milionari. Vuoi capire che siamo milionari? Ciao. Dai, stai un buono, Giovanni, aspetta. Che c'è? Aspetta, Giovanni. Guardate chi, guardate no. Ma che dici? Ma io pigliati, vedi che dai, io di questa cosa non ho di bisogno. Ti dico, dai, stai un grazie a Dio. Senti che ho sentito che fa. Ma pigliatillo. Non ti preoccupare. C'è un recuerdo mio, capisci? Cosa? Dai, Maria. Giovanni. Dai.
State come ci dicono, state facendo tutte e due. Signore mie, arrivederci, però scrivitevi, Mamma, perché quindi non siamo mai rinati? Non papà. Non ne potevo dire con papà, non ne potevo dire. Mamma, ma perché un brigadiere? Ci mi si maletto papà. Perché giocavano a guardie e ladre. E perché papà non ha fatto giocare magari a mia? Perché papà si scandava che ti facevano male il rifugio. Mamma, quando torno papà? Presto torno papà, presto. Io voglio bene papà. Lo saggio mamma, saggio. Mamma, se papà torna, io friscaletto non sono più. Bravo figlio mio, bravo. Mamma, voglio papà. Voglio papà. E ricorda mamma. Voglio papà. Voglio papà. Personaggi ed interpreti. Le vicine di casa. Ignazia Montaggio. Michela Ciaragola. Il brigadiere Claudio Pellegrino. Pietruccio Enzo Zazzitta. Notaio Baglio Nuovo, Mario Monteleone. Dottore Mario Maimone. Donna Maglia, Angela Certa. Sandrino Torre Padula, Antonio Dalia, Avvocato Zappulla, Giuseppe Navetta. Donna Concetta, Leila Ravazza. Don Vincenzo, Giacomo Giacalone. Donna Maria, Angela Ingoglia. Don Giovanni, Salvatore Mazzeo.
Domenico. Scenografia Nicola Di Vita, Enzo Tragitta, Claudio Pellegrino e Giuseppe Sabile. Per la regia di Gianni Saverino. Vorrei dire due parole, la regia non è soltanto mia, la regia è stata di tutti, principalmente di Bella, Ravazza, Angela Ingoglia, Antonio Dalia, un po' di tutti, la regia non è solo mia, io mi sono preparato a rifare il copione, a riadattarlo, ma poi i registi siamo tutti. Quindi io farei un grande applauso a questo pubblico che avete supportato e sopportato. E un grande applauso a tutti.